di iniziare a presentare gli ospiti e salutare anche una persona a Mirella molto cara, vorrei salutare anche la signora Marcolina, perché ieri ho incontrato il figlio Massimo, il quale mi ha detto che lei ci guarda tutte le mattine, guai non vedere la Mirella e Sveglia Veneti, perciò un grande abbraccio a Marcolina. Complimenti per tuo figlio Massimo, veramente una persona fantastica, brava Marcolina. Vuol dire che se tu insegni fin da piccoli i valori, il rispetto, il comportamento che deve tenere una persona quando esce di casa verso gli altri, forse riusciremo ad avere tanti Massimi. Perciò mamme che non fanno questo, papà, svegliatevi perché è ora di svegliarsi. Detto questo, io vorrei iniziare, appunto, prima di salutare, di presentarvi gli ospiti, sentire una persona a me molto cara, una persona che noi abbiamo avuto ospite a Sveglia Veneti, ed è Martina. Andiamo a sentire Martina. Questa spada di Damocle io l'ho accettata subito e la mia è stata una scelta di vita, in toto, perché la vita va rispettata, è stupenda. Io sono curiosa, mi sono sempre chiesta, dai Martina, che cosa c'è oltre? Continua, oggi è doloroso, ma non si sa mai, magari incontrerai qualcuno o qualcosa, perché vale la pena provare. E così è stato. Quando la fatica supera la gioia, è giusto arrendersi e non è una resa disperata. Il messaggio che io voglio dare a un neodiagnosticato è un messaggio positivo. Voglio dirgli, prova, continua, non sarà facile e non ti prometto che guarirai, però sappi che e se un giorno non ce la farai più, avrai una via d'uscita. È un appello colmo di dignità, consapevolezza e libertà quello di Martina, la 49enne affetta da sclerosi multipla dall'età di 28 anni, che oggi ha raccontato di sé e della sua decisione di porre fine alle proprie sofferenze. Un percorso però che ha trovato lo stop dall'azienda sanitaria in quanto mancherebbe il requisito del trattamento di sostegno vitale. Che cosa vorrebbero dunque una parte di questa, chiamiamo, civiltà? Che io mi riducessi ad un essere inerte, completamente sedato, sdraiato a letto? Perché? Per far compassione agli altri. È veramente necessario apparire sofferenti? Vorreste vedermi in preda agli spasmi notturni o vedermi nuda, ormai ridotta a un osso, con le spalle lussate? Perché dovrei farlo? La sua vicenda è molto simile a quella di Anna, donna che un anno fa a Trieste aveva ottenuto, dopo una battaglia non semplice, la possibilità del suicidio assistito. Martina ora si è rivolta alla giustizia, ma allo stesso tempo ha avuto la luce verde dalla Svizzera per avviare lo stesso percorso. Le mie mani non posso spostarle, io ho un dolore lancinante al fianco, eppure sorrido e non mi vergogno del mio sorriso e non mi pento di aver vissuto, non lo farò mai, ma il diritto di scegliere, di essere liberi, perché, ripeto, quando la fatica supera la gioia, ti arrendi. Sono parole molto toccanti, sono situazioni che non vorremmo mai sentire, eppure lei ha avuto il coraggio di metterci la faccia, di dire cosa si prova, cos'è il dolore, cos'è la sofferenza, ma prima di tutto ha messo davanti la gioia, il sorriso, la voglia di farcela. Ne parleremo col dottor Diego Silvestri, psichiatra, associazione Luca Coscioni, non a caso è qui questa mattina, grazie veramente dottor Silvestri per essere qui in presenza, e saluto anche Luca Sartorato, presidente CEIS. Parleremo anche con lui di sofferenza, ma anche di speranza, di riuscire a riprendere in mano la propria vita, specialmente quando si è molto giovani, cosa non sempre facile. Allora, dottor Silvestri, questa intervista di Martina che pone un grande problema. Il problema è cosa vuole fare la politica, cosa deciderà o cosa ha deciso, e va bene quello che è stato deciso, voi addetti ai lavori che toccate con mano tutti i giorni queste realtà, venite chiamati, interpellati prima di legiferare se quello che decidono di fare va bene oppure decidono e basta. Sarebbero i politici addetti ai lavori. Prego, dottor Silvestri. Iniziare con le parole di Martina Oppelli ci fa tanto bene, perché
noi dell'Associazione Luca Coscioni portiamo avanti questi discorsi da molti anni, cioè le parole di Martina Opelli sono le cose dignitose che noi stiamo portando avanti da parecchio tempo. E vedete come Martina Opelli si presenta, non è una persona disperata che rifiuta la vita, che interrompe i trattamenti, no? Come ci descrivono, no? Siete portatori di morte, li spingiamo noi, assolutamente. Noi parliamo di aiutare le persone a scegliere e a permettere di esaudire il progetto della loro vita di fronte a una malattia che li mette nelle condizioni appunto di poter scegliere come stare, come vivere, come sopravvivere, eccetera, eccetera. Ma non siamo certo quelli che spingono all'interruzione dei trattamenti, non siamo certo quelli che spingono a rifiutare la sanità, non è questa l'impostazione. Quindi Martina Opelli è un esempio di vitalità e di gioia che vuole completare la sua vita con il sorriso. Il Veneto, che Martina Opelli fa parte del Friuli, in Veneto noi abbiamo avuto il caso di Gloria, nome di fantasia, che vi posso assicurare era attorniata da persone che piangevano nel momento della sua scelta, piangevano tutti, e lei sorrideva e diceva no, state tranquilli perché questa è la mia volontà, va bene così. Ed è stato il primo caso nel Veneto in cui c'è stato il benestare. Beh, mi chiedi della politica, Mirella, allora, la domanda è interessante. Allora, noi Associazione Coscioni che portiamo avanti queste battaglie da parecchio tempo, la prima proposta di legge fatta da noi risale al 2013. Allora, con un Parlamento che non ha voluto discutere perché è un tema divisivo, perché è un tema che fa male a qualcuno, perché non si può, perché all'interno dei partiti ci sono delle spaccature, insomma per motivi loro, ma sostanzialmente per una incapacità di prendere posizioni e di governare una realtà, se volete anche un'azione sociale che va governata, non può essere lasciata così alla clandestinità o alla buona fortuna di trovare un medico disponibile, queste cose qua. È un'azione che va governata. Beh, con questo Parlamento che per 4 volte sollecitato dalla Corte Costituzionale, è rimasto paralizzato. Allora, adesso pare che la discussione ci sarà il 16 luglio, noi siamo molto preoccupati. Prossimi, perciò siamo proprio 16 luglio, quindi noi siamo molto preoccupati perché quello che sappiamo è un testo di legge che veramente rifiutiamo. Perché rifiutiamo? Perché scardina dei diritti acquisiti nella giurisprudenza, nelle varie sentenze, acquisiti nella legge 219. Quindi come abbiamo fatto, poi se vuoi entro nei dettagli, ma cosa abbiamo fatto allora noi Associazione Luca Coscioni, che appunto diamo voce alle persone che fanno fatica, non tutti sono come Martina Opelli che hanno il coraggio, no, di fare questo e di esibirsi. Abbiamo presentato la nostra proposta di legge popolare. Inizieremo la raccolta firme il 26, dopodomani, quindi se questa anche televisione ci fa pubblicità, dà informazione a questa cosa, la nostra proposta di legge. La nostra proposta di legge è disposizioni in materia di aiuto medico alla morte volontaria. Perché morte volontaria? Perché è una scelta della persona scegliere anche il tipo di morte. Non esiste solo il suicidio medicalmente assistito, che è stato, come dire, reso legale da una sentenza della Corte Costituzionale. Noi riprendiamo questa modalità, cioè attraverso il suicidio assistito una persona può adempiere ai suoi propositi, ma anche, e qua introduciamo una novità, anche la possibilità, se lo vuole, se lo sceglie, di chiedere al medico che inietti il farmaco che la persona non vuole iniettarsi, oppure non può iniettarsi per paralisi. Ci sono dei dispositivi che dovrebbero esserci, ma le persone, e noi abbiamo il caso proprio di Libera in Toscana, che ha ottenuto la possibilità del suicidio medicalmente assistito, ma non ha la forza, neanche con gli occhi, neanche col morso, per
autosomministrarsi il farmaco. Quindi abbiamo chiesto come associazione, no? Abbiamo chiesto al Tribunale se è possibile l'intervento esterno, che è l'eutanasia. Però era un po' per sciogliere un po' la questione. Se il diritto esiste, la modalità poi è, come dire, una cosa anche semplice da risolvere. Bisogna però che la politica lo voglia risolvere, che non ci siano ostacoli. Che scoglio ci sarebbe per una persona come Libera, che ha il diritto, nella regione toscana, che sappiamo ha una sua legislazione regionale, potrebbe, ma per le sue condizioni fisiche non ha la forza. Quindi lei chiede, perché la testa gli funziona, ha la capacità di scegliere, di fare scelte responsabili, è capace, chiede che questa cosa sia fatta dall'esterno. Allora quello che noi diciamo è: se non risolviamo queste cose, questa persona rimane in uno stato di tortura, perché non si può dire che ha il diritto di terminare le sue sofferenze, ma poi la manteniamo in vita perché non c'è nessun medico che esegue questo. Allora la nostra proposta di legge presenta sia la modalità suicidio medicamente assistito e sia la modalità intervento esterno, se la persona lo chiede. Allora, siccome i cittadini, non solo i cittadini italiani, i cittadini europei, ma i cittadini del mondo, penso, perché tutti abbiamo una testa, un cervello, un cuore, siamo tutti uguali, inutile che ce la giriamo, decidono di vivere. Poi arriva la malattia e la malattia ti impegna molto psicologicamente. Ci sono situazioni che tu dici no, non ce la faccio più, dico basta, come dice Martina. No, non puoi, perché non c'è la legge che ti permette di fare questo, anche se è la tua vita, sei tu che devi decidere della tua vita. Però la politica, parlo a livello molto generale, mondiale, di grandi della terra che poi pensano di essere i numeri uno nel mondo, decidono di farti morire e non ti chiedono il permesso di farti morire. Loro schiacciano un bottone, parte il missile, arriva nell'ospedale e muoiono tantissime persone che non c'entrano niente se hanno voglia di vivere, di morire. Stanno lottando per vivere, medici che stanno lottando per salvarli. Allora io mi domando, dottor Silvestri, è possibile fare questa domanda in Parlamento? Perché decidete di armarvi e sapete che queste armi uccideranno tante persone e non vi faranno la carta scritta dicendo io voglio morire o lasciami vivere? Siete voi che decidete nel momento che riarmate e sapete benissimo quante persone moriranno. Allora non serve la carta, non sei tu che puoi decidere, sono io che decido che devi morire, perché so benissimo che nel momento che arriverà quella bomba col missile, avete visto le armi di ultime generazioni, gli aerei, cioè da brivido, capisci che non ci sto più, ma come la Mirella, tante persone che dicono ma chi sei tu per decidere? Sono io che devo decidere della mia vita, è la mia vita, non è la tua. Tu le leggi le puoi fare fino a un certo punto, ma quando parli della mia vita, cosa devo fare? Tu non puoi decidere, sono io che decido. Dottor Silvestri. Beh, grazie Mirella, perché questo è un bel esercizio di libertà. Voglio dire, cioè pensare a quello che l'associazione Coscioni fa in tema di fine vita è un bel esercizio che va nella direzione che dici tu, e cioè noi pensiamo che non esista una persona che può imporre ad un'altra la sua cultura, la sua ideologia, la sua necessità di patria, la sua necessità economica o di esercito, no? Ma esiste la libertà della persona e l'autodeterminazione. Questo è un bellissimo esercizio. Noi, ti faccio solamente questo esempio, allora la legge del 119 è stata usata tantissimo dai testimoni di Geova, per esempio. Perché? Perché i testimoni di Geova interpretano la Bibbia, il versetto della Bibbia in modo particolare, per cui non vogliono le trasfusioni di sangue, non lo vogliono perché altrimenti vanno all'inferno. E qui abbiamo capito bene che o lo Stato impone la trasfusione di sangue ai testimoni di Geova con la forza, o lasciamo le persone testimoni di Geova all'interno del nostro paese di esprimere al meglio la loro cultura, la loro religione, il loro stile di vita. Giusto?
Questo è un esempio, e noi, l'Associazione Coscioni, non siamo testimoni di Geova, non siamo di nessuna religione, però non può esistere il prete, il parroco, l'imam, il medico che dice come gestire la tua malattia e la tua esistenza, ma esiste l'autodeterminazione della persona. Questo è un esercizio importantissimo, altrimenti esiste uno stato etico, appunto, come dicevo, che impone come tradurre la Bibbia, come vivere, come soffrire, qual è l'ultimo respiro, chi avere attorno al letto, eccetera, eccetera. Invece tutte queste cose qua, come gestire, noi pensiamo che siano a uso della persona. È sacra questa cosa, è sacra, è inviolabile. Ecco, e quello che dici tu è il concetto della disponibilità della propria vita, che è un concetto forte, filosofico e giuridico, che non abbiamo inventato noi, ma che esiste. Cioè la vita appartiene a me, come aveva scritto Stefano Gerl, la vita appartiene a me, ed è basilare questo concetto. Non può esistere un'altra volontà, e questa è una battaglia politica che ha anche questo senso, perché se noi partecipiamo tutti per il bene di tutti a fare in modo che ogni persona si autodetermini, no? Ogni persona viva la propria scelta come una scelta di libertà, noi stiamo facendo bene al mondo, perché è un segno di rispetto, no? È un segno di libertà, di partecipazione che diamo a tutti nel rispetto di tutti, e questo ci fa star bene tutti. La scelta del fine vita è una scelta a cui tutti dovremmo partecipare, anche se è una scelta che io non farei, per esempio, che tu non faresti. Benissimo, è questa la bellezza, che ognuno sia messo nelle condizioni di poter scegliere al meglio. Certo, almeno che ci quello vuole, dico io, sa, dottor Silvestri, almeno quello, se ci lasciassero almeno quello, certo, visto poi che decidono tutto hai il ragione resto. nel dire ci vorrebbe una buona sanità, ci vorrebbe un Parlamento che ascolta la popolazione, e siamo in una televisione, no? E nel nord-est i sondaggi sono a nostro favore, le persone la pensano così. Non ci può essere un ostacolo alla scelta di fine vita. Allora, sentiamo cosa ne pensa Luca Sartorato, presidente CEIS, anche questo presidente che tocca con mano tutte le mattine la sofferenza, la disperazione di genitori, di ragazzi che hanno perso la via giusta, ma non per colpa loro, perché hanno trovato il nemico dietro l'angolo, che è un nemico facile da trovare, specialmente in questi periodi, o anche nei social, che è la droga, uso di sostanze, la ludopatia, chi ne ha più ne metta. Eppure non l'ha deciso lui di trovare queste cose, qualcuno gliele fa trovare, anzi addirittura nel pacchetto di sigarette è scritto pericoloso, puoi morire, è scritto molto in grande, però lo vendono. E abbiamo veramente terreni coltivati a tabacco. Allora capisci che forse qualcuno ti sta prendendo in giro, perché come dice sempre la Mirella, alla fine non sei tu che conti, non sei tu persona che puoi decidere della tua vita, di cosa fare, di cosa non fare, ma è il business che supera l'etica, che supera il rispetto, che supera il buon percorso che tu dovresti fare. Sartorato. Sì, sono argomentazioni molto complesse e che meritano degli approfondimenti e che in qualche maniera non possono essere risolte da questioni da bar. Quindi ben venga che ci siano persone competenti su trasmissioni anche di questo tipo di natura popolare, ma che introducono dei temi della vita estremamente importanti. Il diritto alla salute, il diritto alla vita, il diritto alle scelte sono considerazioni molto importanti. Il confine poi tra l'azionariato popolare e quindi il formule del referendum o d'altro e la parte che la comunità ha scelto come elemento politico per condurre le persone a delle decisioni lascia molto perplessi, no? Cioè si dice noi, le associazioni, le cooperative, le iniziative di parte, diciamo, del mondo degli enti accreditati, del privato sociale, si muovono perché costantemente sono a contatto diretto con la sofferenza e quindi hanno un quadro della sofferenza che è molto chiaro. Basterebbe ascoltare, cioè sedersi al fianco, come io ho fatto oggi, come tu hai fatto oggi, ascoltare
il dottore che spiega quali sono i motivi di chi sta a fianco alla sofferenza per ridare dignità alla sofferenza. Qui non stiamo parlando di persone che giocano e che a un certo punto non hanno più la voglia di giocare. Qui parliamo di persone che soffrono quotidianamente e che di fronte alla sofferenza non trovano più delle risposte adeguate. E quindi a questo punto chi è chiamato a prendere una decisione che vada al di là dell'etica, della morale, che vada al di là delle religioni? C'è un governo che dovrebbe decidere e deliberare ascoltando però le persone, perché questa non è una scelta di cui ha diritto il parlamentare. Ne ha diritto il parlamentare nel momento in cui ascolta la persona, ascolta la sofferenza, ascolta il rispetto, ascolta il diritto alla salute. E quindi in questo senso quello che manca a volte è l'ascolto, mettersi al fianco della sofferenza, perché questi sono temi dove spesso e volentieri tendiamo ad azzerare, tendiamo a cancellare. La sofferenza ci spaventa, vorremmo una pastiglietta per mettere a posto la sofferenza, e invece la sofferenza è parte integrante della vita, ma a un certo punto la sofferenza ha un limite. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Personalmente io ho un fratello che è nelle stesse condizioni. Intanto saluto la signora Martina, brava, coraggiosa, una signora che ha il cervello, che sa quello che fa. E questo problema avevo in casa, ho un fratello gemello che ha 4 anni che è in carrozzella, non parla, non cammina, non fa niente. Ogni volta che gli altri familiari andiamo a casa sua, dobbiamo trovare una sofferenza, perché vediamo che non siamo buoni a fare niente, facciamo di tutto perché farlo sta bene, ma non c'è niente da fare. È un vegetativo, uno che vegeta, è importante, bisogna, se ti ho in famiglia che io capisci questo problema, capisco che è un atto importante, ma serve, perché io personalmente mi conosco, mio fratello, siamo gemelli pesati, so cosa che voglio, io voglio anche aiutare ai stadi, perché è giusto, è una sofferenza per tutta la famiglia, a parte che per la famiglia non sa niente, ma non c'è niente da fare, cosa ti fa? Non ti puoi dare un aiuto concreto, ti patisci ancora di più perché ti dice che ti guardi e ti puoi fare quello che ti vuoi e non ti puoi aiutarlo. L'unica soluzione dolorosa è che proprio quella che proprio quotidiana da uno ti va a salvare perché ti va a salvare dalle sofferenze e uno è più in grado. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché non è facile avere questi ospiti in presenza, dobbiamo ascoltare, soprattutto capire cosa stanno facendo, come si stanno muovendo per il bene della comunità, non è che lo stanno facendo per loro, stanno facendo per un bene della comunità. Però dottor Silvestri, quello che io volevo chiederle, non è il caso forse di un cambiamento culturale a livello scolastico? Perché io penso che questi temi dovrebbero essere trattati non solo nei licei, nelle università, ma già nelle elementari, già mettere a confronto il bambino che sta crescendo con la realtà che incontrerà, che è anche la sofferenza, che è il dolore, che è la morte. Perché si ha paura di far conoscere queste realtà a questi bambini che a 8 anni, avete visto 7, gestiscono questi telefonini come niente fosse, sono più avanti di quello che pensiamo perché li abbiamo fatto crescere in fretta. A 11 anni, 12 si dice qualcuno ha già la ragazzina, il fidanzatino, pensate agli influencer, e poi invece quello che serve, le regole della vita per crescere bene non si insegnano. Prego dottore. Guarda, sì, la telefonata del signore mi permette di dire una cosa. Cosa facciamo? È giusta la domanda che lui si fa. Cosa facciamo in queste condizioni? Allora, la risposta è: forse non possiamo fare qualcosa di pratico in questa condizione. Perché? Perché questa persona non ha deciso. Suo fratello mi pare sia, no? Non ha deciso prima. Quindi c'è bisogno di tutto un movimento culturale che parte molto indietro
per arrivare a conoscere gli strumenti che ci sono, no? Che ci sono in Italia, abbiamo la nostra buona legge, che ci permettono di dire: nel caso in cui mi trovassi in quelle condizioni io scelgo questo e questo. Ci sono gli strumenti, non sono conosciuti. Noi abbiamo denunciato la mancanza di informazione sulla legge sul testamento biologico, per esempio, che era il caso di questa persona. Se questa persona avesse fatto il testamento biologico e avesse detto: qualora mi trovassi in questa condizione, l'avesse descritta nel suo testamento, io voglio così, 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 voglio interrompere i trattamenti, sarebbe una persona che deve essere rispettata. Ma il discorso di prima: il fratello non può imporre la sua visione e farlo fuori, in poche parole, non può. E questo è un concetto proprio di garantista del diritto, non può uno da fuori. Quindi sono d'accordo con te, dobbiamo lanciare tutta una cultura e un'informativa. Ogni volta che noi dell'Associazione Coscioni parliamo alle persone, informiamo per esempio sulla legge 219, sul testamento biologico, sull'interruzione dei trattamenti, sulle cure palliative, no? sulla sedazione palliativa profonda, ci dicono: ma perché queste cose noi non le sentiamo in TV, alla radio, il medico di base non me le dice? Le persone non sono informate degli strumenti che abbiamo a disposizione per gestire al meglio la nostra malattia, la nostra disabilità, la nostra sofferenza, non solo il fine vita. E questi strumenti ci sono, non c'è una buona informazione su questo, sai? Allora, proprio ieri con l'associazione AIDO, ma anche la scorsa settimana, perché io invito queste associazioni che se non ci fossero dovremmo inventarle, parliamo di donazioni, e quello che ho scoperto con i numeri che hanno dato è che i giovani fanno fatica a donare. Nel momento che c'è la carta d'identità non fanno questa dichiarazione, e questo è molto grave. Perché? Perché hanno paura, perché come dice lei, dottor Silvestri, nessuno li ha informati. Cos'è veramente la realtà? Cos'è la donazione? Perché devi donare? Cos'è il tuo corpo? E questi ragazzi si rifiutano. Pensate, i ragazzi giovani che fanno fatica a fare questa donazione. C'è qualcosa che non va. Perché quando io ho sentito l'Associazione Italiana Leucemie che ha detto: sai Mirella, sono arrivati 11 ragazzi una mattina, un sabato mattina, a vedere chi eravamo e cosa facevamo. Sono diventati tutti donatori. Certo. Perché? Perché hanno toccato con mano. Certo. Loro sono stanchi, dottor Silvestri, della lezioncina in classe, perché non gli intriga più di tanto. Hanno ascoltato, ma adesso vorrebbero anche essere intrigati. Come gli intrighi? Entrando negli ospedali, vedendo la realtà che c'è all'interno, che non è più il profumo della strada che sei abituato a vedere e a sentire, è un altro profumo, è la sofferenza, la disperazione, anche la gioia a volte, ma lo tocchi con mano e puoi diventare protagonista nel mondo del volontariato. Niente da fare, tutto diviso, tutto chiuso. Presidente, eppure questi giovani poi perdono il percorso, quello bello, etico, che ti fa crescere, e arrivano nelle comunità. E là ti voglio. Come va a finire? Ecco, sono fortunato a entrare in quella comunità perché ho gente preparata, gente disponibile che mi ascolta, oppure sono un numero da gestire? È qua che vorrei capire se siamo all'altezza di questa situazione, perché se non lo prendi per mano e non lo guardi negli occhi profondamente, questo ragazzo quando esce non trova niente perché c'è il vuoto all'esterno. Prego. No, allora, per fare un parallelo sul diritto alla salute, i tossicodipendenti che decidono di intraprendere un percorso di cambiamento nella vita e quindi di dire basta, non voglio più usare sostanze, magari aiutati, accompagnati dalla famiglia, dagli amici e da quant'altro, non sono liberi di scegliere il percorso accreditato che preferiscono. È il servizio pubblico che decide quale strumento puoi scegliere o non puoi scegliere. Quindi sulla tesi del diritto della salute e diritto alla cura ci sarebbero tante argomentazioni in Italia da affrontare. Anche questa è purtroppo una triste realtà dove il servizio pubblico, a differenza di qualsiasi altra cura, perché è chiaro, se tu hai bisogno di fare un intervento alle ginocchia e ai legamenti, puoi scegliere
l'ospedale che più è specialistico in questo senso. Anche da chi farti operare? E anche non solo l'immobile, ma anche allo specialista e via dicendo. Nelle tossicodipendenze questo diritto non c'è. Questo diritto non c'è. Vai al servizio pubblico, in questo caso è un SERD territoriale, e il SERD, Servizio per le Dipendenze, decide quale strumento tu prenderai e quindi di conseguenza anche su questo potremmo parlarne giorni e giorni, sul diritto alla salute che i nostri cittadini hanno o a volte non hanno. Abbiamo in linea Mina Welby. Ciao Mina, che piacere sentirti, ti ringrazio di cuore per questa telefonata, perché abbiamo aperto questa trasmissione con Martina Opelli per far capire l'importanza e l'ascolto delle parole che ha detto, soprattutto col dottor Diego Silvestri che è qui presente. Cosa vuoi dire, Mina? Come vedi tu la situazione? Prego, Mina. Vi ringrazio moltissimo, ho sentito adesso l'ultimo brano sulla scelta, sulla libera scelta anche di quelli dei tossicodipendenti. E io qui vorrei spaccare una spada a favore dei tossicodipendenti, perché anche per loro c'è la possibilità di avere quelle cure che veramente li possono aiutare, però comincia molto prima di quanto vuol dire scegliere la morfina o un altro ingrediente che per loro potrebbe essere una cosa che a loro serve. Ecco. Quindi qui prima di tutto trovare un ambiente o avere un ambiente per loro o costruire l'ambiente intorno a loro, perché in questa maniera diventa veramente poi una libera scelta. Io voglio qui parlare di una persona molto cara che non c'è più, che era stato tossicodipendente. Io non so se vado fuori del programma perché non so di che cosa si parlava prima, ma era una persona che aveva bisogno del metadone. Questo metadone gli fu prescritto dall'assistenza del comune di Roma e appunto Pier Giorgio, che era mio marito, che è diventato poi mio marito, aveva per anni aveva avuto questo aiuto per poter campare ancora, perché lui era distrofico, era a casa e non aveva appiglio per avere ancora una vita che gli piacesse. Allora ci siamo conosciuti. Io non sapevo che era tossicodipendente. Ci siamo conosciuti e lui mi disse: però non ci sposiamo. Perché? Sì, perché io andrò sempre peggio e poi tu sarai libera di andartene e di lasciarmi. Ho detto: no, aspetta, io ho fin dalla mia famiglia, fin da piccola, ho i pensieri chiari. Io ho già pensato anche, se io conoscerò una persona che amo, io questa persona voglio amare per sempre e fare insieme a questa persona quello che per noi insieme sarà giusto. E io glielo dissi: sì, però avrai una vita con la croce. Bisogna vedere come la facciamo insieme. Insomma, la cosa è andata così che alla fine ci siamo anche sposati in chiesa. Guarda Mina, ti ringrazio per questa testimonianza e ti ringrazio per la telefonata, perché poche parole ma molto chiare che dovrebbero farvi riflettere a casa
su quella che è la nostra vita, il nostro futuro, cosa vogliamo e qual è l'obiettivo. Ecco, l'obiettivo è amare o odiare, è distruggersi oppure aiutarci. Grazie Mina, un grande abbraccio da tutti noi, ti ringrazio veramente per quello che ha detto, non a caso io ho invitato anche appunto il presidente Luca Sartorato assieme al dottor Silvestri, perché è un filo di Arianna che unisce, non c'è niente da fare, dobbiamo unirci per contare, perché in politica contano i numeri, ecco, tu hai tanti numeri, allora ti ascolto, tu hai pochi numeri, sei bravissimo, ma chi se ne frega. Allora, dottor Silvestri, come commenta questa telefonata, queste parole che fanno capire cos'è l'amore, cos'è la pazienza? Mina Welby è per noi un esempio proprio di amore e di impegno e di chiarezza con la quale affrontare tutte le situazioni impegnative, scabrose, difficili, no? Non con l'esclusione, non con il proibizionismo, ma vien qua che ti aiuto. Ecco, Mina Welby sa cos'è il nostro numero bianco, vi partecipa come volontaria, noi dell'associazione abbiamo il numero bianco con una quarantina di volontari che rispondono a tutta Italia. Mina Welby fa parte del gruppo, anche se non è una risponditrice diretta, diciamo, però lo spirito è quello, noi diamo informazione al telefono alle persone che ci chiedono e ci chiedono sul fine vita, ma su tutta la normativa che riguarda anche le malattie, l'amministratore di sostegno, il fine vita, ecco. E il modo è proprio questo, quello di dare informazione, ma anche di suggerire una parola così di conforto, di aiuto, perché molto spesso noi riceviamo col numero bianco telefonate veramente disperate, nel senso non so a chi chiedere, il medico di base non mi dice, sono seguito ma mi impongono questo trattamento, non ce n'è un altro, ma voi che capite, ascoltate queste cose. Io per esempio sto raccogliendo le testimonianze delle persone, che essendo psichiatra mi sto interessando alle persone che si definiscono pazienti psichiatrici, mi mandano le testimonianze, mi scrivono tantissimo e scrivono delle cose che io dico, ma parlane col tuo terapeuta di queste cose. Sentirsi dire no, non le capirebbe, è terribile. Sentirsi dire no perché mi prende per matto, è così, è capito? Ecco, le persone hanno sempre qualcosa da dire, le persone hanno il loro significato della vita, hanno la loro spiritualità e vanno considerate per questo. Questo è l'amore e il rispetto che noi abbiamo verso le persone. Dottor Silvestri, non le sembra che sia diventato un business la fragilità? Perché capisce, siccome io le tratto le fragilità con il banco solidale, con gli orti sociali, con tante cose dove veramente tocchi tutti i giorni con mano le fragilità. E poi ti accorgi che queste persone, come dice lei, non hanno più voglia di raccontare, perché hanno paura di non essere capite. Ah, certo. Io ho una persona che vede i fantasmi, ad esempio. Lei li vede, li tocca. Ma non è sua la colpa. La colpa è del percorso che è stato fatto con questa persona. Allora io gli dico, ma guarda la realtà, io sono un fantasma per te. Cos'è il fantasma per te? Il fantasma è quello che ti può fare del male, non è l'angelo. Tu vedi i fantasmi, i demoni. Quando mi dici i demoni, allora qua dico, qui c'è qualcosa che non va. Allora sono talmente fragili che qualcuno li manipola. E manipolare queste persone vuol dire uccidere quello che può essere un percorso sano che potrebbero fare, perché hanno bisogno di queste persone. Mi stimoli tantissimo, mi stimoli tantissimo perché su questi temi ci stiamo lavorando e quest'anno avremo un convegno che parlerà anche della salute mentale, quindi parleremo anche di queste cose. Ma non vorrei parlare di questo, casomai vengo per parlare anche di salute mentale, vorrei parlare della nostra proposta, poi mi dai un po'. Poi facciamo ancora, però dobbiamo andare anche in pubblicità, però perciò... Quello che dici è importantissimo, perché o queste persone strane, diverse, bizzarre, eccetera, eccetera, no? Che raccontano, hanno delle esperienze non consuete, delle percezioni non comuni, eccetera, eccetera, o fanno parte della nostra comunità con la loro stranezza, o sono etichettate. Esatto. Per cui la diagnosi, questo è un concetto culturale, in psichiatria se io diagnostico
quello è schizofrenico, quello è bipolare, quello sente le voci e basta. È terribile, è chiaro che le riduciamo a persone che non parlano più, che non espongono più, che non raccontano più le loro storie. Invece la cura è proprio: raccontami la tua storia, vieni qua che ti ascolto, ascoltami, parla, vieni qua, dai, sì, fermiamo insieme, facciamo qualcosa, quello che si può fare, però parlami, perché già raccontare una storia è stare bene, è far parte della comunità. Tirare fuori il famoso rospo che hai sì, dentro. Ma anche essere normale, perché esatto. Anch'io ho la mia storia, lui la sua storia, lui la sua storia. Certo che sono strane, perché alcune cose che sono successe a lui a me non sono successe. È strano, lui no, è diverso. E avanti così, cioè capiremmo tante cose. No, avrei tante cose da dire sull'argomento. Diciamo, allora voglio sentire però, prima di andare in pubblicità, anche una sensazione che ha, ecco, di quello che si dice di queste persone fragili. Alla fine cosa dicono quando escono? Cosa le dicono, Presidente? Beh, allora anche questo è un discorso molto ampio, no? Sì. Allora noi abbiamo una sanità che in questo momento funziona con l'inserimento del gettone all'interno della macchinetta, tu prescrivi la situazione, schiacci il tasto e c'è il servizio. Tutto questo ha un suo funzionamento, ma pecca poi delle situazioni legate invece alle situazioni quelle più difficili, alle situazioni che vanno al di là di quello che è una regolamentazione, no? Vanno al di là del fatto che ogni persona ha il suo disagio, le sue difficoltà e non c'è nessuno che possa dire di non essere particolarmente problematico. Tutti noi abbiamo le nostre problematicità, alcune sono più consoni a vivere insieme, qualcun'altra sono invece più consoni a quant'altro, ma non c'è nessuno che si erge al diritto di essere migliore di altri. Anche gli educatori, quando facciamo i corsi di formazione, tu ti metti al fianco del paziente, non sei né davanti, anzi a volte è bene che tu stia un passo indietro alle persone, perché tutti noi abbiamo le nostre difficoltà. È chiaro che poi ci sono persone che nel momento della loro vita hanno bisogno di essere accompagnati più di altri. Ma l'accompagnamento non è necessariamente mettere le bende davanti e spingere le persone verso una strada che non hanno scelto. Pubblicità. Sì. Sentiamo anche il dottor Silvestri, che ha tante cose da raccontare, specialmente su questa realtà, sulla legge, sul convegno, del percorso che sta cercando di fare questa associazione per migliorare la qualità della vita e soprattutto far capire alla politica che è il momento di agire. È il momento di agire. Prego, dottor Silvestri. Allora, la nostra campagna è questa, di promozione di questa proposta di legge di iniziativa popolare. Raccoglieremo le firme da dopodomani, dal 26 giugno, e vi invitiamo, ecco qui, vi invitiamo a firmare. Il deposito avverrà il 14 o il 15 luglio, quindi abbiamo pochissimo tempo per raccogliere le firme. Sono 50.000 le firme che dobbiamo raccogliere, noi abbiamo l'obiettivo delle 100.000 firme. E si raccolgono le firme, si può firmare sia in maniera digitale con la SPID, avrete tutte le informazioni fra 2 giorni, oppure in maniera cartacea ai banchetti o ai tavoli che troverete a Vicenza, per esempio, il prossimo weekend, sabato e domenica, dalle 10 di mattina fino alle 23 di sera siamo presenti e raccogliamo, abbiamo gli autenticatori e via così. C'è un'adesione a questa nostra Sarete nelle piazze, campagna. Dottor Silvestri? Saremo nelle piazze di tanti tavoli, a Padova presso il Sherwood Festival, a Vicenza sabato e domenica prossima, ma anche il 5 di luglio, credo anche a Treviso, ma trovate tutta la mappatura dei tavoli nel Veneto nel sito dell'associazione. Fermo, dottor Silvestri. Ai miei diversamente giovani che non sono così abituati con la nuova tecnologia, brava, dico: se uscite non prendete paura del banchetto, avvicinatevi e firmate, ascoltate la Mirella, andate a firmare perché è importantissimo. Sì, allora se mi dai un po' di tempo io accenno a cos'è questa nostra proposta di iniziativa popolare. Allora, le cose che abbiamo aggiunto
sono queste. Abbiamo nella sentenza 242 era presente quale condizione la presenza di trattamenti di sostegno vitale. Abbiamo visto che questo obbligo, questo avere la PEG, avere il respiratore, avere l'assistente che ti svuota l'intestino manualmente è una condizione capestro quasi, perché ci sono persone che non sono ancora arrivate a quella condizione oppure le possono rifiutare e si troverebbero nella condizione di non avere il diritto di. Quindi abbiamo aggiunto a prognosi infausta a breve termine, quindi tutte le persone che hanno una condizione di irreversibile, di una patologia che non ha un miglioramento, no? È stabilito dalle linee guida nazionali e internazionali, abbiamo inserito, oppure una condizione di prognosi infausta a breve termine, e questo è un passo avanti. L'altro passo avanti è che la persona malata o un suo delegato, visto che ci sono persone che fanno anche fatica a fare questo, abbiamo permesso a una delega alla persona che interessa il medico di base. È il medico di base, e questo risolviamo il problema dell'informativa. Il medico di base conosce questo paziente, oppure lo deve conoscere, se non lo conosce lo conoscerà, voglio dire, e quindi quando fa la domanda di questo tipo abbiamo messo nella legge che il medico di base deve dare tutte le informazioni, perché non è possibile che se io ho un tumore non so le alternative di terapia di quel tumore, vuol dire che il servizio sanitario non mi ha dato le giuste informazioni, non è possibile che io non conosca tutti i trattamenti possibili, quindi risolviamo anche il problema di ma come uno vuole morire non sa che c'è quella possibilità. Dio sì, la deve sapere questa cosa, quindi permettiamo al medico di base di fare il suo mestiere, cioè di informare anche i suoi pazienti sui vari trattamenti che ci sono. Quando la persona chiede, ci sono i tempi ovviamente all'interno dei 30 giorni, e poi la procedura deve, secondo noi, avvenire all'interno delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Questo lo dico perché c'è una proposta di legge che, ahimè, dice sì, noi definiamo il diritto di una persona, no? Però poi l'esecuzione deve avvenire in strutture private. È terribile questa cosa secondo noi, speriamo che non passi una legge del genere, perché la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, per esempio, obbliga che sia espletata all'interno delle strutture pubbliche. Perché? Per garanzia, per una maggior sanità, per non lucrare sulle persone. Quindi anche qua non puoi inventarti una struttura privata che dice vieni qua che con 3.000 euro ti faccio fuori io, ma stiamo scherzando, questa è una pericolosità enorme. Quindi Servizio Sanitario Nazionale, strutture pubbliche o convenzionate. La persona poi sceglie, oppure presso il proprio domicilio, a casa. La maggior parte delle persone vuole morire a casa. E mi pare anche una scelta giusta. E un'altra cosa molto importante che abbiamo introdotto è l'obiezione di coscienza. Le persone, il personale sanitario può dire io non me la sento, va bene, questo esiste anche per l'interruzione volontaria di gravidanza. Se un medico o un infermiere non se la sente, va bene, ok, però le ASL devono garantire la prestazione. Le ho dette in maniera molto veloce. No, ma le ha dette anche molto chiaramente. Se ci sono domande io rispondo molto allora volentieri. Abbiamo Mirella da Riesi Piodecimo, vai Mirella. Ciao Mirella e buongiorno sui ospiti. Ciao. Allora, io ho mia nipote che è 6 anni che ha la malattia SLA. E ogni mese quando vado con le mie cognate assieme a trovarla a casa, guarda, mi leva proprio il cuore, ecco, perché è a casa e devono assisterla a guardarla 3 persone al giorno. C'è una sua amica che è in pensione, infermiera, e va tutti i giorni. Ecco, lei prima aveva lo schermo che quando io dicevo qualcosa me la diciamo, il schermo parlava. Adesso con la sua situazione che gli occhi non si muovono più, allora lo schermo non va. Ecco, lei è vegetale totale. È una cosa, guarda, quando vado a casa sto male da cani, perché come succede questa malattia, che prima stava bene e dopo tutto un colpo così.
Grazie cara Mirella, grazie di questa testimonianza. Ecco, dottor Sartorato, lei capisce l'importanza di quello che sta dicendo anche il dottor Silvestri, che la politica finalmente ascolti, perché voi avete le idee chiare su quello che potrebbe servire per migliorare la qualità della vita, perché sono persone, lei, poi le sue, che rientrano nella società, nella comunità, e le altre che hanno un punto di domanda se non si fa chiarezza. Ma la famiglia cosa vuole? Chi è che vuole qualcosa per me? Ma è molto difficile trovare le soluzioni, perché qualcuno sente ma non ascolta quelle che potrebbero essere, ecco, le cause per migliorare anche questa qualità di vita. Prego. No, ci sono dei passaggi sulla proposta di legge molto belli e che testimoniano anche l'attenzione, il fatto che ci possa essere l'obiezione di coscienza vuol dire rispetto anche l'altro, il fatto che ci possa essere una delega è un'altra considerazione estremamente importante che va sempre sulla difesa, quindi qui non c'è uno schieramento, cioè non è una proposta di legge ideologica dove dice oh, le cose sono così e non ascolto da nessuna parte, si vede tra le parole. E tra le altre cose una cosa che mi è piaciuta molto di questa proposta è anche il fatto che si possa utilizzare il sistema sanitario nazionale o convenzionato. Questo determina una distinzione tra quello che anche nel nostro mondo è il criterio del Servizio Sanitario Nazionale o gli enti accreditati, e quindi si mette l'ente accreditato in forma parallela a quella che è il sistema nazionale. E su questo distinguiamo quello che invece è un privato di natura sanitaria che spesso e volentieri ha degli scopi e degli obiettivi che sono diversi dagli enti nazionali agli enti accreditati. Presidente Sartorato, mi è venuto un pensiero. Ma questi ragazzi che sono all'interno della comunità, che stanno cercando di riprendere in mano la loro vita, possono uscire e andare a firmare queste, se hanno voglia, queste proposte? I ragazzi che sono all'interno di percorsi fatto salvo una protezione iniziale hanno a distanza di un paio di mesi la possibilità di andare in tutte le piazze e esercitare un diritto che è quello di firmare e di porre la propria ragione all'interno di una proposta di legge. Certo che possono, ci mancherebbe altro. È importante questo, perché io mi sento ancora vivo, voglio partecipare, voglio esprimere anche il mio parere tramite queste possibilità che mi danno. Ecco, questo volevo capire come funziona anche all'interno delle comunità con questi ragazzi. Sa, dottor Silvestri, io sono anni che dico che darei il voto ai sedicenni, non so se lei è d'accordo con me, perché a mio avviso hanno le idee molto più chiare di quello che pensiamo. E quando mi dicono non sono preparati, io rispondo sempre perché il quarantenne o il sessantenne è preparato al voto. Forse la paura è della politica, hanno paura di questo voto perché sanno che potrebbe cambiare tante cose questo voto. Lei sarebbe favorevole ai sedicenni o li vedi impreparati? Ma certo, è un'azione che va verso la responsabilizzazione e l'informazione. Guarda, mi dai là per dire, visto che sono stato il presentatore della proposta di legge regionale, ho avuto modo di conoscere i consiglieri regionali, ahimè abbiamo fatto fatica a far capire a qualcuno di cosa parlavamo. E mi prendo la responsabilità di quello che dico, molti non hanno capito cos'era la nostra proposta di legge, cosa si andava a votare, cioè se avessero detto sì cosa sarebbe successo e se avessero detto no come è successo quali sarebbero state le conseguenze, perché io non volevo così, le persone aspettano 6-7 mesi adesso, no, io non volevo così, volevo curarle meglio, quindi tocchi una cosa essenziale. Le nostre guide civiche dovrebbero essere più preparate dei nostri sedicenni, non è così.
ci sono sedicenni che sono molto più informati e preparati e scaltri e hanno una visione di futuro che è da rispettare molto di più che la guida civica o che la persona che fa politica. È un po' una cattiveria questa, però noi abbiamo un po' il dente avvelenato sul fatto che il Veneto, prima regione in cui avevamo presentato la nostra proposta di legge, è stata bocciata e diciamo la Toscana ce l'ha fatta. Però attualmente anche in Veneto ci sono persone che hanno chiesto di morire attraverso il suicidio medicalmente assistito, però stanno attendendo mesi. Noi nel Veneto abbiamo il caso di Roberto, abbiamo il caso di Donatella, no? Che stanno attendendo, hanno fatto domanda a settembre-ottobre. In Toscana invece nel giro di 30 giorni la risposta ci deve essere. Questa è la differenza. Quindi chi ha votato no in Consiglio regionale non immaginava che questa sarebbe stata la conseguenza, quindi non ha capito le cose essenziali e cosa andava a votare. Questo te lo dico con un certo livore, mi dispiace, perché al politico io chiederei una grande preparazione, perché sta gestendo il bene di tutti, quindi non è perdonabile ed è un peccato mortale secondo me, anche perché ci si è, come dire, nascosti dietro a una religione cattolica che fa santi tutti, invece i peccati allora, da parte dei cattolici sono mortali secondo me. Allora, dottor Silvestri, il tempo è terminato, come ci saluta? Con quale messaggio vuole lasciarci questa mattina? Da giovedì andiamo tutti da giovedì andiamo tutti a firmare per questa proposta di legge, in modo tale che in Parlamento ci sia la loro proposta di legge, ma ci sia un popolo fuori che ha una visione diversa. Grazie veramente al dottor Diego Silvestri, psichiatra, associazione anche di Luca Coscioni, che stanno cercando di portare la politica a legiferare, a reagire, ma in maniera veramente saggia e preparata, perché loro sono a fianco, possono capire benissimo. Presidente Sartorato, droga e rock and roll? Sì, è chiaro che è una puntata difficile, no? Perché mettere a confronto la malattia non scelta e non voluta di fronte a volte alla sofferenza di chi invece nella tossicodipendenza qualche scelta errata l'ha fatta non è cosa facile, ecco. Però quello che ci accomuna nell'esperienza è sicuramente l'ascolto e la sofferenza. Quindi se tu vuoi un appello, ecco, probabilmente saremo molto più preparati se nella vita ci impegnassimo ad ascoltare le cose sulle quali poi andiamo a legiferare, no? Se ho un ruolo, è bene ed è opportuno che rispetto a questo io non ne faccia una questione di partito o non ne faccia una questione ideologica, ma ne faccia una situazione dove per decidere ho bisogno di capire e per capire ho bisogno di ascoltare. Grazie veramente, grazie anche a Luca Sartorato, presidente CES, Dipartimento e Salute Mentale, su questa società che è una cooperativa sociale per cercare di riuscire a far riprendere in mano la loro vita a questi ragazzi che non per causa loro, ma per qualcuno ha deciso per loro che il nemico lo potevano assaggiare, provare e sentirsi bene. Pubblicità. E siamo con altri ospiti, abbiamo in presenza Mauro Dal Giglio, presidente Ater Treviso, morosità in calo, parleremo anche di questo, assieme a Leonardo Muraro, che è già stato presidente della provincia, ma adesso è assessore, vice sindaco a Mogliano Veneto.
E abbiamo anche Antonella Caldart, Presidente Fondazione La Porta, collegata con noi da Sassari, carcere e devianze. Buongiorno dottoressa, grazie anche a lei di essere qui con noi. Non so se ha seguito la prima parte che abbiamo avuto con questi ospiti importanti, Diego Silvestri, psichiatra, e Luca Sartorato, Presidente CEIS. Comunque ne parleremo dopo. Allora io inizierei proprio con Presidente Mauro D'Azeglio, perché prima abbiamo parlato di fragilità, ma tutti diventiamo fragili nel momento, soprattutto quando ti vedi portare via un bene che è quello più prezioso, la casa, o non hai più la possibilità di pagare un affitto, di avere una dignità di persona. Com'è la situazione? So che specialmente lei ha cercato anche un po' di accelerare quello che era lo stagno totale in cui veramente vivevano queste realtà, e qualcuno si domandava ma come funziona, ma cosa sono queste commissioni, ma perché quello ha la casa e io no, ma perché non si pagano anche affitti bassissimi, ma perché sono presi in quelle condizioni. Com'è la situazione, Presidente D'Azeglio? Buongiorno e grazie Mirella dell'invito. In primis vorrei fare un passaggio. Purtroppo trovarsi in situazioni difficili può succedere e non deve essere una vergogna, quindi l'invito e l'appello che faccio è che tutte quelle persone che si trovano in difficoltà, a volte anche per cause non volute, non proprie, abbiano la forza di chiedere aiuto, perché chiedendo aiuto con gli uffici, con tutto il personale a disposizione che i comuni mettono a disposizione, si cerca di fare il possibile, e quindi questo è il primo appello che possiamo fare. Sicuramente in questi anni come Ater Treviso abbiamo cercato di dare una svolta, anche perché non dimentichiamo che noi usciamo da un periodo difficile che era il periodo Covid, dove il blocco degli sfratti, il blocco di tante obblighi aveva un po' abituato, aveva un po' fatto un po' una bolla su quella che era la realtà, quindi era passato il messaggio che non si doveva pagare, in poche parole, ed è per questo che oggi, proprio l'altro giorno, abbiamo presentato il bilancio 2024, dove gli articoli dei giornali sono venuti fuori con titoli importanti, dove Ater Treviso ha ridotto in maniera drastica la morosità corrente, cioè quella dell'anno in corso, e abbiamo visto che abbiamo dimezzato del 50% la morosità, perché il post-Covid è stato la faccia cattiva, dove abbiamo dovuto mettere mano e riportare le regole, e oggi ci troviamo in una situazione che comincia a camminare in maniera decorosa, quindi con una morosità che è calata in maniera importante e ha portato un utile di bilancio dell'Ater. Utile di bilancio, vorrei premettere, che non è che sia la volontà del Consiglio di amministrazione di fare una cassa, un tesoretto, ma questi utili di bilancio vengono immediatamente reinvestiti per poter rimettere in mercato degli immobili. Con tante iniziative. Proprio in questi giorni stiamo finendo una progettazione da presentare alla Regione Veneto, che ha messo a disposizione 14 milioni di euro per tutte le Ater venete per riatti di immobili, quindi è sicuramente un'operazione importante per sistemarli. Stiamo lavorando con il PNRR per una nuova misura che in collaborazione con le ESCO, che sono delle società esterne, per poter riattare, per poter efficientare gli edifici, quindi tanta carne al fuoco per cercare in un modo per ridurre i consumi, quindi a livello energivoro gli edifici, ma anche poter mettere a disposizione alloggi riattati o nuovi, come stiamo facendo proprio in questo periodo anche a Treviso, con dei cantieri importanti dove abbiamo 16+16 alloggi, abbiamo 24 in via Bassa, e proprio in questi giorni è partito un nuovo cantiere con un'impresa da Castelfranco per altri 16 alloggi, quindi veramente tanta carne al fuoco per dare risposta a una situazione difficile, ma che cerchiamo di arginare come possiamo. Allora, Leonardo Muraro, vice sindaco, lui è già stato anche presidente della provincia, politico di lungo corso. Cos'è che la preoccupa di più in questo momento? Ecco, cos'è che sente, ecco, quando si apre questa porta di queste persone che hanno necessità di essere ascoltate,
perché ormai i problemi che vivono le famiglie sono problemi seri, non riescono più ad arrivare a fine del mese, non ce la fanno neppure con 2 stipendi, io li ho, perciò lo dico, vengono a prendersi la borsa della spesa, e soprattutto il problema della casa, un problema veramente che affligge molto, perché se non lavoro e non ho una possibilità economica, come pago questi affitti anche se sono bassi, come pago queste bollette, come mangio, come mi curo? Com'è la situazione, ecco, che lei sa di cosa si parla, perché tocca con mano tutti i giorni queste realtà? Buongiorno a tutti, diciamo che negli ultimi anni si è molto migliorata la situazione, è cambiato il mondo del lavoro, non c'è più quella tipologia del lavoro di 15-20 anni fa. È pur vero che ci sono tante famiglie che hanno queste necessità, che sono anche problematiche correlate all'entrata regolarizzata di migliaia di extracomunitari che uniscono la propria famiglia e per cui hanno bisogno di una casa, hanno bisogno di servizi, e questo l'ATA sta rispondendo in maniera efficiente in provincia di Treviso, ma un po' in tutto il Veneto. È un grosso problema e questo va affrontato con fermezza. Anche noi a Mogliano Veneto non abbiamo una situazione talmente disastrata come qualche altra realtà del nostro paese Italia, però ci sono dei punti, ci sono delle situazioni nelle quali dobbiamo intervenire e dobbiamo dare delle risposte anche a delle ordinanze prefettizie che ci impongono delle persone che vengono inserite nel nostro territorio. La situazione, credo, è una situazione che nel nostro Veneto, nei nostri territori, io la vedo molto migliorata rispetto a 10-15 anni fa, 20 anni fa, quando ho iniziato a intraprendere i primi percorsi di amministratore pubblico. Certo non bisogna abbassare la guardia, quello che preoccupa di più è soprattutto questa situazione di tante persone che vengono, che non hanno una certezza, che creano le confusioni. Adesso per fortuna, grazie anche al decreto sicurezza, chi occupa una casa in maniera indebita può essere sfrattato immediatamente e percorre anche un penale, una denuncia penale, per cui si è messo un po' di ordine anche su questo tema. È cambiato, dicevo, prima il lavoro e sono poche le persone, ci sono delle persone, non ci sono più qui da noi grandi concentrazioni tipo Montediso di una volta, non ci sono più le grandi fabbriche, e credo che su questo però anche ho tanti amici che sono imprenditori, perché non sono piccoli imprenditori, ma imprenditori 80, 90, 100 addetti che lavorano, loro stessi tante volte acquistano degli alloggi per darli poi ai propri dipendenti, perché l'importanza di mantenere il dipendente, soprattutto quello che si è inserito nel proprio ciclo produttivo, l'importanza di mantenerlo nella propria azienda, è il proprietario, il padrone, fra virgolette, come si diceva una volta, che acquista degli alloggi per inserire i propri dipendenti affinché non abbiano il problema della casa e possano cambiare azienda, magari perché sono costretti a trovare una casa a 20 km dalla sede di lavoro. Anche questo è un fattore nuovo al quale bisogna tener conto. Finalmente, dice la Mirella, lo dico da un po' di anni, si vede che qualcuno magari guarda anche Sveglia Veneta e ha capito che forse, come facevano i grandi illuminati di una volta, che avevano le fabbriche ma a fianco costruivano le case per i propri dipendenti a fianco della fabbrica, forse ritornare, io dico sempre, qualche yacht in meno e qualche palazzo in meno e magari qualche casa in più per i dipendenti non sarebbe male, visto che questa per mantenere il è la lavoratore necessità. nella propria azienda con la carenza di manodopera che c'è. Ecco l'importanza dell'operaio, del dipendente. Tecnico operaio. Sentiamo anche, salutiamo la dottoressa Caldarta. Dottoressa, allora, presidente di questa fondazione La Porta. Intanto capiamo cos'è La Porta e cos'è questa fondazione. Prego, Presidente. Sì, buongiorno e grazie per l'invito. Dunque, noi siamo appunto una fondazione, gestiamo 2 case famiglia, una Vittorio Veneto e una Sarmede, e ci occupiamo quindi di minori
e anche qualche maggiorenne, laddove sia necessario, che sono nel momento in cui entrano nelle nostre comunità prive di una situazione familiare tale per cui la famiglia se ne possa prendere cura. Quindi noi in qualche modo ci sostituiamo alla famiglia. Abbiamo 16 dipendenti, è una piccola azienda la nostra, tutti educatori professionisti, e i ragazzi ci vengono mandati ovviamente in accordo con i servizi sociali, con i servizi dell'ULSS, i servizi territoriali, e rimangono nella nostra casa. Noi abbiamo proprio 2 grandi case, sono anche belle da vedere perché sono 2 case con tante camere, tanti bagni, un grandissimo salone dove i bambini stanno insieme, 2 bellissime cucine dove si cucina insieme anche ai bambini quando loro ne sono in grado di farle, e diamo ai bambini e ai ragazzi quella serenità che dovrebbero avere nella loro vita normale, che invece purtroppo, provenendo da situazioni disastrose dal punto di vista proprio della cultura della famiglia, cultura in senso lato, quindi c'è una grande povertà culturale, una grande povertà sociale, vorrei dire, oltre che spesso anche economica nelle famiglie di provenienza di questi bambini. E noi li aiutiamo a crescere. L'obiettivo è proprio quello di dar loro serenità, quindi tranquillamente fare le cose che ogni bambino dovrebbe fare, compreso andare a scuola, fare i compiti, poi fare le loro attività pomeridiane, ognuno fa ciò per cui è più portato, per cui si sente più indirizzato, e rimangono con noi in genere parecchi anni. Ci sono bambini che entrano a 5-6 anni e sono usciti anche a 18. Mediamente però diciamo che in 3-5 anni il bambino che diviene poi un ragazzino è in grado di essere reinserito, se c'è, nella famiglia. Parallelamente i servizi sociali lavorano ovviamente con le loro famiglie. Se la famiglia intera non c'è, magari una parte di famiglia, una zia, un fratello, una sorella, questo si decide di volta in volta. Se invece non ci sono queste possibilità, ci sono anche i percorsi di inserimento in famiglie, possono essere adottati o comunque presi nelle famiglie che si rendono disponibili. Noi abbiamo tutto un giro di volontari attorno a noi, siamo una 50ina di volontari che li aiutano poi a diventare grandi. E vorrei specificare una cosa relativa a ciò che ha detto Muraro prima, e anche lei, Mirella, cioè che la nostra sede di Vittorio Veneto in modo particolare è nata dall'intuizione geniale di Marinotti, che è stato un grande imprenditore, che nel dopoguerra ha aperto una fabbrica. Lui è stato l'inventore in pratica della plastica. Ha aperto una fabbrica, di fronte a questa fabbrica ha aperto un asilo per i figli delle operaie, ed è l'attuale sede dove noi siamo insediati, e ha anche costruito tutta una serie di case popolari per le sue operaie. Quindi noi cerchiamo di portare avanti anche questa sua visione proprio di pensare al futuro per questi ragazzi, che nasce dall'intuizione proprio di un grandissimo imprenditore, una grandissima persona come è stato Presidente, appunto il mio Marinotti dipendente, il mio all'operaio deve vivere bene, deve stare bene, deve essere vicino anche alla fabbrica, deve muoversi agevolmente. Non c'erano i mezzi che c'erano adesso, perciò capite, erano veramente degli illuminati, tanto è vero che basta fare i nomi di chi erano e cosa sono riusciti a fare, magari solo con la quinta elementare dove sono arrivati, perché erano degli illuminati, dei creativi. Allora, Presidente D'Azeglio, io vorrei sapere anche gli alloggi sfitti quanti sono da riattare e quanti potrebbero essere anche consegnati, magari dando la possibilità a chi entra di metterlo anche a norma, come hanno fatto anche in Francia, oppure noi abbiamo una burocrazia che invece di aiutare allontana sempre di più, perché si potrebbero fare tante cose, ma in Italia c'è la burocrazia con la B grande. Prego, Presidente. Allora,
In primis vorrei sottolineare, faccio un passetto indietro quando si parlava che le istituzioni si mettono a disposizione di tutti. Pochi giorni fa, qualche settimana fa, abbiamo sottoscritto un accordo con la ASL, con il dottor Benazzi, dove Ater ha messo a disposizione un alloggio per progetti sociali e quindi ha dato una mano, ha collaborato, perché non è dare una mano, a quello che è il servizio sociale sanitario del nostro territorio, e ne siamo orgogliosi di questo, e ci siamo messi a disposizione anche proprio col dottor Benazzi per altre iniziative se questo dovesse venire avanti. Parliamo di alloggi non ERP, perché l'edilizia residenziale pubblica soggiace alla legge 39, non è che noi possiamo distoglierli da quelli che sono le graduatorie. Quando c'ho qua sotto mano proprio la relazione che abbiamo portato alla conferenza dei sindaci, quando parliamo di alloggi sfitti, noi parliamo che Ater Treviso gestisce 5.375 alloggi, quindi abbiamo dei numeri ben precisi, chiedo scusa, 5.279, ho sbagliato, alloggi. Quando noi parliamo di alloggi che sono momentaneamente fermi con le 4 frecce, mettiamola così, parliamo di un attimo, eccoli qua, di edilizia residenziale pubblica abbiamo 841 alloggi, ma piano, non sono 841 alloggi fermi che non possono essere consegnati, perché ne abbiamo 117 che sono pronti con le chiavi in mano a disposizione dei comuni, perché non è che il giorno dopo che sono a posto si possono consegnare, ci sono le graduatorie, ci sono dei comuni che non hanno la graduatoria attiva, quindi ci sono delle tempistiche, quindi 117 sono pronti a essere consegnati, 150 li abbiamo nel piano vendita che a volte viene criticato, però dà delle risposte anche a quello che abbiamo detto prima, perché le vendite possono essere fatte in prima battuta solo a quelle persone, quei nuclei familiari che hanno i requisiti di prima casa, ma in seconda battuta è successo che delle aziende li hanno comprati per le loro maestranze. E quindi anche questo qua è una cosa importante per il nostro territorio. Alloggi in attesa di manutenzione, cioè che stiamo lavorando per manutentarli, sono poco più di 500. Quindi togliamo quei numeri faraonici che si diceva una volta. Ovvio c'è un'entrata e un'uscita, ma un esempio è le assegnazioni. Quando io sono entrato c'era un gap che il numero degli alloggi aumentava quelli fermi. Abbiamo impegnato risorse importanti per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, stiamo parlando di circa più di 3 milioni di euro per l'anno scorso, in modo tale che questo gap non è che diventasse a pari, ma aumentassero le assegnazioni rispetto ai rientri. E questo è avvenuto perché rispetto a 174 disdette abbiamo assegnato 273. Vuol dire che il patrimonio fermo sta a mano diminuendo, e questo è il nostro obiettivo da portare a termine. Allora, Muraro, quello che dice D'Argiglio sono i numeri, dai numeri non si scappa, però c'è una realtà e una volontà di andare avanti, di migliorare quello che era un passato non sempre trasparente. Basta pensare ai commissariamenti Ater che abbiamo visto, poi non si sa mai come va a finire, qua c'è sempre un punto di domanda, ma soprattutto dove si dovrebbe investire nel territorio. Il territorio ha esigenze molto grandi, nel senso che c'è una denatalità e un diversamente giovane che sta crescendo sempre di più, molti soli a casa, e dovrebbero, a mio avviso, essere anche informati su alcune possibilità, ad esempio di mettere assieme anche questi studenti che non trovano alloggio, non sono tutti delinquenti e stupratori, abbiamo delle persone per bene, però manca l'informazione e regna la paura. Chi vuoi che mi metta in casa? Io ho paura, i familiari hanno paura che questa diversamente giovane abbia qualcos'altro. Non dovreste essere anche voi, proprio come amministratori, cercare di andare avanti, perché non ne veniamo fuori? Perché tra burocrazia, tra soldi che mancano sempre, perché il presidente D'Argiglio può essere il più bravo del mondo, ma se non ha finanziamenti non va da nessuna parte. Tutti ce l'avevano e ce l'hanno ancora molti con l'Europa, anche del suo partito, ma se non fossero arrivati i fondi del PNR dall'Europa, tutti criticano perché li hanno presi intanto dammi, poi ti critico. Ecco, non avevamo neanche gli occhi da piangere, questa è la verità, e credete alla Mirella. Non pensa che anche l'amministratore deve cambiare su quella che è l'informazione di quello che può cambiare anche nel territorio, di aprirsi un po' di più, di dare la possibilità anche per una sicurezza
di queste persone? Perché non ne veniamo mica fuori, sì no, prego Muraro. Io non so chi sia coloro che criticano il PNRR, perché molto probabilmente sono persone che non capiscono molto bene cosa significa amministrare e cos'è la politica. È stato un toccasana dopo il Covid che altrimenti non avrebbe permesso all'Europa di avere questa crescita di PIL, Italia, Europa e tutti i Paesi membri, che ci ha permesso di riacquisire quegli spazi commerciali che altrimenti stavamo perdendo. La politica, come dicevi anche tu, sta cambiando, perché è vero, l'ATE soddisfa una certa quota di richieste da parte di persone che hanno delle difficoltà, famiglie numerose, non hanno dei redditi, perdono il lavoro. C'è tutta l'altra parte, la parte di iniziative che stanno facendo i comuni di coabitazione delle persone anziane, investimenti di strutture pubbliche per la coabitazione di persone anziane, appartamenti, piccoli villaggi in grande termine, ma però diciamo dei conglomerati di abitazioni, palazzetti dove la persona anziana rimasta sola può servirsi. Sa che settimanalmente c'è un'infermiera, un medico che fa il passaggio per le ricette, per vedere se ha qualcosa. E su questo si sta evolvendo anche qua un percorso che è molto importante. Dall'altra parte abbiamo anche il percorso, se noi facciamo, apro una parentesi, il confronto 10 anni fa di B&B che c'erano in provincia di Treviso e in B&B che ci sono adesso, nella vicinanza, grazie alla vicinanza di Venezia, ma soprattutto le colline del Prosecco, patrimonio dell'UNESCO e quant'altro, abbiamo avuto una crescita esponenziale che è incalcolabile quasi, di abitazioni che si sono trasformate in B&B, per cui per turisti che vengono a dormire e poi alla mattina vanno via. Abbiamo il problema, ma questo è un problema che forse è più verso città dove ci sono sistemi universitari, quello degli studenti. Noi non abbiamo, parlo di Mogliano, Mogliano è la seconda città della provincia di Treviso per il numero di pernottamenti di turisti. Noi abbiamo tanti ragazzi anche che vengono a dormire o che trovano alloggi o che richiedono alloggi per il titolo che studiano, Ca' Foscari, vari istituti d'arte di Venezia. Questo però è un tema che qui in provincia di Treviso, o perlomeno Mogliano nella zona bassa di Treviso, è meno sentito perché Mestre ha molto più humus su questo. Noi stiamo implementando, crescendo soprattutto sul settore terza età, quarta età, che rimangono soli, e creare questi centri che devono essere delle aree dove in qualche caso c'è pure la gombina dell'orto, come si diceva una volta, che fa tanto bene perché ha qualcosa da fare, sa che c'è un impegno. Allora la concentrazione, la solitudine è terribile per le persone anziane, e su questo stiamo di concerto con l'ASL, sicuramente con l'ATER e con tutti i comuni, quelli che hanno più caratteristiche, si sta seguendo. Ricordo che Preganziolo è stato uno dei primi, per esempio, su questo tema. No? Senta Muraro, ma il GRIS, Villa Franchetti, queste realtà con degli spazi enormi, se devo guardare parlare a Muraro, per adesso arrivata qua domanda giusta, io vorrei capire qual è l'obiettivo, perché lei era presidente della provincia quando ancora si parlava di Villa Franchetti, Cassamarca, provincia, comune, Cassamarca, provincia, una cosa meravigliosa. Io non sono neppure convinta che non si possa entrare neppure adesso, sono proprio convinta di quello, anche perché io ci entravo, so quello che dico. Ma di questi spazi cosa avete intenzione di fare? No, non lo dico a lei nel senso, ma è possibile che non si riesca a capire che siamo stanchi di vedere queste meraviglie chiuse, perché un colpo è della regione, un colpo è della provincia, un colpo è della banca, un colpo ritorna alla provincia, e dare la possibilità a queste figure. Non abbiamo RSA, non abbiamo personale, abbiamo i giovani che pagano una stanza 500 euro, non abbiamo un ostello a Treviso, non abbiamo un ostello ma abbiamo 2 aeroporti e l'ippodromo. Non è che dovete un po' allargare la mente e cercare di inserire in questi spazi quelle che sono le realtà del territorio e che hanno bisogno, cioè fare un bel co-housing a Villa Franchetti, perché no?
a fare un qualcosa per lo studentato, visto che abbiamo anche l'Università Treviso al GRIS, mettere assieme le fragilità con questi ragazzi, perché no? Muraro. Sono due temi un po' diversi, perché il GRIS ha la sua storia e dopo lo raccontiamo. La Villa Franchetti, quando io ero presidente, avevamo fatto un accordo con il presidente della Fondazione Casamarca che doveva fare la manutenzione, che doveva creare un qualcosa di appetibile che per i suoi studi o la sua valorizzazione culturale. Quando sono andato via so che si è chiuso perché la Fondazione ha avuto i suoi problemi, anche lei, per i grandi investimenti che sono stati fatti e il rapporto banche e fondazioni si è un po' tagliato, non avevano più quelle capacità, adesso è ritornato alla provincia di Treviso. Mettere a posto, io conosco anche un imprenditore che è andato per prendere in affitto Villa Franchetti. E i soldi dell'affitto non erano spaventosamente tali da non fare questo affare, voleva portare tutto il suo studio tecnico in pratica. Il problema è tutti gli obblighi che tu hai in una villa con la sovrintendenza, col mantenimento, come operare, come fare l'impianto di riscaldamento, l'aria. Allora c'è tutta questa struttura che ha dei vincoli che impone la sovrintendenza che non rendono appetibili. C'era qualcuno, un noto produttore di pizza locale, che anche lui voleva fare però ogni volta che si inizia a fare un percorso ci si blocca su. Io avrei tanto piacere di presentare Villa Franchetti a come si chiama? Bezos, che viene qui a sposarsi, e digli: Bezos, vieni a vedere Villa Franchetti, fagli un regalo di nozze a tua moglie, e poi lui sicuramente potrebbe avere la capacità per sistemare definitivamente questo gioiello storico, culturale che abbiamo qui in provincia a Preganziola. Allora, Muraro è bravissimo, come avete visto dove è passato il cerino? Avete visto come è passato? Cioè, questi sono i politici che passano il cerino, ma il problema è che quando vuole la politica, e il Ponte Morandi è la dimostrazione, non c'è sovrintendenza, non c'è niente che possa fermare, si va avanti. Il problema è che c'è sempre qualcosa che noi non conosciamo e che voi sapete, che non ci dite, che blocca questo. Ma com'è possibile avere veramente questi spazi meravigliosi? Caldarte ne è una testimone, avete visto cosa hanno creato? Certo. E noi qua abbiamo le file non d'attesa solo per curarci, ma anche per entrare nelle strutture, non li abbiamo, i ragazzi studenti non trovano, e noi raccontiamo ancora: ma c'è la sovrintendenza, ma l'impianto elettrico. No, Muraro, non funziona così. Il problema è che la politica si sta interessando di cose ed è tutto bloccato, sono cose che a noi non interessano, sono le poltrone. Chi arriverà su quella poltrona, che poi se è anche una poltrona che non decide per altri 5 anni, capisci bene che noi Villa Franchetti la vedremo crollare perché nessuno si prenderà l'impegno. Il GRIS, io vorrei farvelo vedere, ma degli spazi enormi in mezzo al verde, dove i nostri diversamente giovani, come dice Mirella, atterreranno facilmente, tranquillamente, nella bellezza della natura, nella vicinanza delle persone. Mirella, io capisco questa noi abbiamo fatto però una provincia per impiegati che forse se rimanevate tutti dove era in Piazza Duomo era meglio, era forse meglio, Viale Cesare Battisti, perché se noi ci troviamo queste strutture che dobbiamo ancora pagare, non so neanche se è stata ancora pagata, con una parte ancora da ristrutturare, e con quello che serve al territorio, che sono i fragili, che sono i nostri diversamente giovani, che non sanno più come fare, niente da fare. Si va da la sovrintendenza. Se no mi dici che non ti rispondo, il GRIS. Ti ricordi 15 anni fa quanti ospiti aveva l'Istituto? Mamma mia, se mi ricordo. 540 ospiti, persone gravemente diversamente abili.
c'erano circa 540 fra personale infermieristico e primari, cioè nel senso dottori. Un po' alla volta è stata una scelta, perché si stava, essendo una struttura che non era contemplata all'interno della strategia regionale, ma aveva una sua autonomia, essendo un impianto che aveva una sua autonomia, che parte dalla storia dei GRIS di Mogliano Veneto, perché ricordi quello è stata una donazione ai tempi di Pellagrosi, quando c'era la Pellagra, che è stato l'ingegnere GRIS. Dopodiché il debito che si è incrementato perché la regione non pagava neppure i LEA. Allora ci sono tanti fattori che hanno determinato il GRIS. Adesso nel GRIS la soluzione è quella di ripianare i circa 25-30 milioni di euro di debiti. Non a caso a breve ci sarà la messa all'asta della piscina, delle 2 casette in via Tomasini, ma però purtroppo quando tu hai dei debitori cosa fai? Caldarte, cosa ne pensa lei? La volontà di riuscire a dare risposte nel territorio con queste strutture meravigliose che abbiamo, perché le abbiamo, non è che dobbiamo inventarcele, e molte non sono prese neppure tanto male, bisognerebbe però investire. Forse i fondi del PNRR servivano anche questo. Sa cosa penso, Caldarte? Che tutte le case di comunità che non funzioneranno, molte di queste forse diventeranno delle strutture per i nostri diversamente giovani, perché ieri ho avuto dei medici e ho detto guardate che non funzioneranno mai, o molto poche di quelle che sono state costruite. Perciò cambio destinazione d'uso, cambio destinazione d'uso, lo diciamo anche. Non sarà venduta, per cui il parco, il verde non sarà venduto, quello rimane all'istituto. Caldarte, cosa dice lei dopo aver sentito quello che abbiamo detto? Come voi sapete, io ho fatto l'assessore sociale per 18 anni, quindi questi problemi, soprattutto di case, di grandi immobili che avrebbero potuto essere sistemati, li conosco bene, ho lavorato anche con Del Zilio per un bel po', quindi il tema limiti posti dal vari vincoli, sovrintendenza eccetera ci sono, però volevo farvi questo esempio. Nel nostro caso noi non siamo un ente pubblico, abbiamo comunque dei vincoli, perché per poter ospitare i ragazzi nelle nostre case abbiamo bisogno di avere tutte le autorizzazioni dall'ULSS e non sono poche. Cosa abbiamo fatto per sistemare la casa, quella di Sarmedi in modo particolare, che essendo in un borgo storico era, a parte che era ormai pericolosa, ma era vincolata, e l'abbiamo messa a posto. È stata una decisione difficile, perché guardate che noi siamo una fondazione piccola e abbiamo investito 1,5 milioni di euro 3 anni fa, abbiamo deciso di investire 1,5 milioni di euro. Innanzitutto abbiamo usato il PNRR in modo intelligente, perché di questo 1,5 milioni 880.000 euro siamo andati a recuperarlo con un bel progetto proprio dai fondi europei, quindi li abbiamo messi a frutto e oggi abbiamo una casa bellissima. Poi il resto io sono andata a raccogliermelo suonando porta per porta a tutti gli imprenditori, in modo particolare locali, perché questi ragazzi che stanno con noi, che noi formiamo e che noi educhiamo anche dal punto di vista scolastico, domani saranno i loro lavoratori. Quindi abbiamo fatto un accordo vero e proprio per cui il loro contributo è stato di fatto un investimento sul loro futuro, tant'è che alcuni di questi ragazzi oggi sono nelle loro aziende. E poi abbiamo fatto un'altra cosa per superare il problema che noi abbiamo di sistemare i ragazzi quando a 18 anni devono uscire dalla comunità, non hanno magari famiglia, non sono autonomi e devono trovare casa. E il problema è proprio quello che dicevate prima, cioè ma io come posso fidarmi di questi che vengono da una comunità, chissà come mi riducono la casa eccetera. Allora ci siamo sostituiti noi come fondazione nei contratti con i proprietari. Abbiamo fatto un contratto per cui noi facciamo da garanti e a questi ragazzi, proprio perché hanno dei lavori, che cominciano a lavorare, quindi hanno delle piccole entrate, chiediamo un contributo per pagare gli affitti e le spese, di modo che si abituino anche a gestire il proprio denaro, di modo che il primo, il secondo e il terzo stipendio non vadano
fumati o bruciati o in feste varie. Quindi abbiamo diciamo, risolto stiamo risolvendo, perché non è facilissimo, ma risolto questo problema della loro sistemazione in case vere e proprie. In genere sono 2 o 3 ragazzi che sono usciti dalla comunità contemporaneamente. Loro hanno una casa, abbiamo un educatore che magari una volta ogni tanto va a dare un'occhiata per vedere che la gestiscano in modo corretto. Una settimana fa abbiamo avuto un problema di rifiuti, sono stati richiamati, gli abbiamo spiegato come fare eccetera, quindi continua il processo educativo, li facciamo diventare autonomi e parallelamente siamo riusciti ad avere delle case dal mercato del privato che è chiuso proprio perché, e ve lo dico da ex assessore, da dopo il Covid, cioè da quando gli sfratti erano stati bloccati, la gente preferisce tenere la casa vuota e non metterla a reddito piuttosto che rischiare di avere inquilini che poi non garantiscono la qualità. Grazie Presidente, molto chiara, dove si vuole si può arrivare, bisogna avere il coraggio anche di suonare i campanelli giusti e voi lo potete fare perché con gli imprenditori avete molto feeling, perché tutti hanno bisogno di tutto. Prego Dagiglio. Grazie Mirella, posso collegarmi solo a 2 cose, una che ha detto l'amico Leonardo e uno che ha detto la Caldart. Quando si parla di noi come ATER abbiamo lavorato in maniera proficua anche con l'associazione dei comuni, con la Presidente Paola Roma e tutto il suo entourage. Con questa, grazie anche alle idee dell'osservatorio, che è un organo obbligatorio ai sensi della 39, abbiamo apportato, proprio in questi giorni è arrivato, una modifica all'articolo 46 della legge 39, che è la legge regionale. Con questa modifica ATER mette a disposizione una parte del patrimonio ERP ai comuni, cioè i comuni, ad esempio Treviso avrà la possibilità di utilizzare 18 alloggi all'anno per progetti sociali, quindi l'interlocutore di ATER sarà direttamente il comune che pagherà un canone normalissimo, quello di edilizia residenziale pubblica, e potrà gestire quegli alloggi per co-housing, per progetti sociali. Ovviamente per i comuni più piccoli si arriva, mi sembra, a un minimo di 6 alloggi e quindi anche questa è una grandissima boccata d'ossigeno per i progetti sociali dei comuni e quindi siamo riusciti, grazie all'associazione dei comuni e alle ATER che hanno lavorato con la regione ci ha ascoltato e ci ha dato questa possibilità. Un'altra cosa che quando si parla di educare, di creare il nostro futuro e anche le convivenze che tante volte nei condomini ATER sono estremamente difficoltose, siamo riusciti, grazie a un'idea dell'osservatorio portata nel tavolo dell'associazione dei comuni, a pensare quello che è un progetto per creare degli educatori, delle persone che possano entrare in punta di piedi in quelli che sono i nostri condomini, in quelli che sono le scale, per cercare di mettere insieme delle etnie diverse, delle mentalità ed educare le persone su quello che è il civile vivere assieme. Quindi abbiamo fatto questo progetto, ATER ha contribuito perché ha pagato totalmente questo percorso e proprio con l'associazione dei comuni oggi creeremo dei formatori che andranno a contattare, a parlare direttamente con il nostro inquilinato e siamo convinti che se riusciamo ad educare delle persone che non ci portino a delle situazioni drammatiche, quindi con rientro di alloggi in situazioni difficili da ripristinare, quindi con spese importanti, per noi non sarà un esborso iniziale ma sarà un guadagno futuro. Un'altra cosa importante, Presidente Dagiglio, è la sicurezza all'interno di questi condomini. Voi avete messo anche le forze dell'ordine, avete dato la possibilità di mettere questi appartamenti per dare la sicurezza anche a chi ci abita, è una sicurezza che veramente in questo momento è molto richiesta. Perché avete deciso di fare questo? Allora, è previsto dalla 39 che quando si fanno dei bandi periodicamente vengono messe a disposizione una percentuale degli alloggi alle forze dell'ordine, quindi noi ci interfacciamo con la prefettura fa un bando e ci aveva dato una graduatoria di 9 persone che sarebbero state inserite in alloggi ERP. Purtroppo, come lei penso tutti quanti noi sappiamo, anche le forze dell'ordine sono itineranti, si spostano. Di queste 9 persone solo 3 sono entrate nei nostri alloggi
e gli altri alloggi sono ritornati nella disponibilità dell'ERP. È un'azione importante prevista dalla legge, ma anche da parte nostra deve essere un segnale di presenza delle istituzioni. Però vorrei sottolineare che proprio in questi giorni si è chiuso il nuovo bando, la raccolta dei dati per il nuovo bando di Treviso, e a breve riapriremo di nuovo la possibilità per le forze dell'ordine di darci dei nominativi per inserire nei nostri alloggi, perché siamo convinti, come ho detto prima, che la presenza della divisa, mettiamola così, sia un deterrente importante per la buona educazione del condominio. Allora Muraro, la sicurezza anche in questi paesi, veramente i messaggi che arrivano, io dico sempre che non bisogna aver paura, ma bisogna avere le antenne sempre alte, comincia a preoccuparvi questi ragazzini, quasi sempre, specialmente atti di vandalismo. Qui ho una fila che se ve la faccio vedere tutte inorridite, non voglio neanche più farle vedere perché la trovo talmente assurda questa cosa di non fermare quei pochi ragazzini che dove abbiamo nomi e cognomi, sappiamo chi sono sempre gli stessi che girano. Ogni paese ha i suoi, ogni città ha i suoi, però nessuno li ferma. Perché questo? Eppure ci sono dei progetti molto validi presentati che non vengono presi in considerazione, e le lo posso assicurare, perché mancano sempre la disponibilità economica. Allora, sai cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo creato il villaggio delle associazioni al Parco del Sile di Silea, dove abbiamo 160 associazioni che hanno aderito. Oggi ci incontriamo per vedere se riusciamo, come fa sempre il mondo del volontariato, si rimbocca le maniche e fa quello che dovrebbe fare la politica, che si dimentica di quello che abbiamo fatto anche nella pandemia, tanto è vero che giriamo col commercialista e paghiamo per fare i volontari, perciò questa la dice lunga. Non sarebbe il caso che anche voi cominciate veramente a battere più forte, ecco, su quei tavoli dove veramente devono prendere delle decisioni e fermare questi ragazzini, che le volte non è neanche colpa loro, perché trovano il nemico dietro l'angolo, che è la droga, che è di tutto e di più di quello che veramente c'è a disposizione. Penso che la politica dovrebbe, per dare una risposta ai cittadini che la votano e sono pagati coi soldi nostri, i politici, perciò vorremmo anche essere ascoltati qualche volta, di fermare questi ragazzini, perché poi paghiamo noi i danni di questi atti di vandalismo. Cosa pensate di fare? Noi vi parlo di Mogliano perché credo che sia una zona fra Mestre e Venezia, che aveva la possibilità di utilizzare anche l'esercito per il controllo del territorio, perché è inserita nella legge del Ministro degli Interni su città sicure, per cui abbiamo avuto anche il residuo di quella grande operazione di Venezia che si era trasferito a Mogliano. Io devo dire che a Mogliano abbiamo fatto anche Notte Bianca sabato scorso, 3.000 persone, 4.000 persone in piazza, famiglie intere con bambini che giocavano. Quando tu crei le situazioni nel quale ovviamente c'erano le forze dell'ordine, e io devo ringraziare i carabinieri perché sono sempre attenti e puntuali, abbiamo dei grandi comandanti qui a Treviso, la mia polizia locale, che è presente anche lei, i carabinieri in congedo, che sono la deterrenza della divisa è un fattore importante e allontana sui grandi numeri quelli che sono gli emarginati, chiamiamoli. Sugli emarginati noi a Mogliano siamo entrati nei media con 2 o 3 casi eclatanti, ma sono 2 o 3 casi di operazione fra di loro, cioè sono le stesse persone, 2 persone che o perché non gli ha pagato una cosa o perché gli ha dato qualcosa di scadente si sono scatenate tra di loro, ma non includendo un anche terzo. Quella violenza sulla nonna, ad esempio. Violenza sulla nonna era violenza sulla nonna, un tentativo di violenza sulla nonna che poi non è andato a buon fine. Devo dire che il nostro lavoro di intelligence della polizia locale e soprattutto dei carabinieri, noi abbiamo anche gli operatori di strada, noi abbiamo dei ragazzi pagati attraverso una cooperativa che si incunea in queste gang di ragazzi un po' vivaci, per non dire altro, e cercano di trasmettere quelli che sono i messaggi educativi comportamentali. In certi casi sono stati identificati, perché ricordo che noi a Mogliano abbiamo oltre 150 telecamere sempre a disposizione polizia locale e carabinieri, per cui quando fai qualcosa ti beccano immediatamente, vieni subito identificato.
coinvolte le famiglie. Purtroppo certe famiglie dicono no, mio figlio non può aver fatto questo, gli mostri l'immagine della telecamera, ah no, avrà scherzato. Allora è un aspetto di educazione che bisogna portare anche all'interno della famiglia, perché questi ragazzi se si sentono protetti poi anche dalla famiglia, oltre ad essere violenti in piazza, è un fattore che oltre all'operatore di strada bisogna fare l'operatore di famiglia, cioè chiamare la famiglia e dargli quei principi di educazione e di convivenza nel territorio. Come dire, io vedo, ci sono stati dei casi enfatizzanti tanto, perché giustamente anche i media stanno enfatizzando determinati casi, però noi siamo in una situazione dove abbiamo una relativa tranquillità. L'operazione che ho messo in piedi su Mogliano Veneto, adesso anche con la polizia privata di notte, siamo la caserma che ha il maggior numero di carabinieri, abbiamo 22 operatori residenti che operano nella caserma di Mogliano. Ho fatto un investimento di quasi 600.000 euro quest'anno, perché rifatto l'alloggio del comandante, messo a norma su richiesta della prefettura. Abbiamo fatto un investimento di quest'anno di altri 330.000 euro per le telecamere, per cui aggiungeremo le 150-140 che abbiamo altre un centinaio di telecamere, perché noi abbiamo tutto il sedime delle intervie autostradali che sono molto pericolose, perché escono dall'autostrada, svolgono e partono subito in autostrada. Per cui l'operazione che stiamo facendo è un'operazione importante, come tante altre città sicuramente, però la nostra criminalità, se individuata e cercata ed educata, se possibile, sono di fattori ancora abbastanza limitati e non Presidente Caldart, cos'è la sicurezza? Chi sono questi ragazzi, queste famiglie, questi bambini? Lei prima ha detto una cosa importante, devono crescere bene, nella tranquillità, nella serenità. Inizia tu a crescere a 5-6 anni con dei genitori che ne fanno di tutti i colori, non puoi neppure difenderti e hai il nemico dietro l'angolo. Prego Presidente. Certo, quello che facciamo noi nella nostra fondazione è un lavoro di prevenzione. Io dico sempre a chi viene a trovarci, a conoscerci, ciò che voi investite oggi, ciò che voi date oggi è un investimento sul futuro non solo dei nostri ragazzi, ma di tutta la società, perché se questi ragazzini non fossero inseriti in una comunità, e non solo la nostra, ce ne sono in giro molte altre, che si occupa della loro educazione, domani diverrebbero quasi tutti dei delinquenti, quindi diverrebbero anche un costo sociale. Quindi è molto importante lavorare anche sulla prevenzione. Noi lo possiamo fare con i ragazzini, in questo momento ne gestiamo 24 nelle 2 case complessivamente, sono 24 persone che domani saranno delle donne e degli uomini adulti capaci di scegliere liberamente il loro futuro e siamo sicuri che sceglieranno per il bene, perché così sono stati educati. Chiaro che la famiglia disastrata che hanno alle spalle è un problema, perché noi vediamo di solito i ragazzini quando arrivano da noi rimangono da noi per un periodo abbastanza lungo senza avere contatti con la famiglia, se i servizi sociali ritengono che questo potrebbe comportare dei problemi per loro, ed è quasi sempre così, nel senso che poi quando il bambino va magari per la prima volta viene la mamma o viene il papà in comunità in una stanza protetta, poi magari un sabato vanno a mangiarsi la pizza insieme, lo step successivo è fare una notte a casa, quasi sempre tornano arrabbiati, tornano con la sensazione, noi abbiamo la sensazione di essere noi dei nemici, e questo perché? Perché il messaggio che la famiglia purtroppo che hanno alle spalle dà al bambino, cioè lì non fanno il tuo bene. Per cui è sostanzialmente importantissimo che i servizi sociali, laddove è possibile, continuino a lavorare con le famiglie, e anche su questo ci sono dei progetti. Male, perché è un momento molto delicato, Caldart, abbiamo bisogno di professionisti seri, preparati, che sappiano quello che fanno, se no non ne andiamo fuori. Ecco, la politica delle volte, come si diceva prima, in certe scelte appunto dovrebbe mettersi a lato e premiare la meritocrazia.
Quando partirà la nuova struttura dell'ATS, cosa succederà? Se partiranno e chi gestirà tutto l'ambaradan. Allora, D'Alzilio, Presidente D'Alzilio, quello che volevo anche capire, queste commissioni, ma bisogna aspettare così tanto? Chi fa parte di queste commissioni? Da chi è formata la commissione che appunto prende in esame i casi, che poi si confronta col comune? Allora, spieghiamo bene, perché non sappiamo mica come funziona. Non ci sono assolutamente dei tempi morti. Un bando prevede una raccolta, la raccolta può essere fatta da 30 a 60 giorni, come previsto dalla legge. Entro giugno finisce, giusto? È finita venerdì, mi sembra, la settimana scorsa, quella per Treviso. Sono arrivate, mi sembra, 600-700 domande, dove i comuni possono chiedere la disponibilità di ATER per il supporto. Treviso l'ha fatto, perché parliamo di Treviso perché è il maggiore, e stiamo vivendo la loro adesso. Abbiamo finito la raccolta. Adesso ci saranno gli uffici che faranno la verifica, però facendo noi direttamente la raccolta con il comune assistiamo gli utenti in modo tale che la documentazione sia fatta in maniera corretta e non vengano fatte autocertificazioni non idonee su invalidità, su tutte quelle cose che potrebbero portare in maniera indebita a un punteggio non dovuto. Facciamo la graduatoria provvisoria verrà presentata. Aspettiamo gli eventuali ricorsi, c'è una tempistica, mi sembra, di 30 giorni di esposizione per gli eventuali ricorsi, e poi la graduatoria definitiva. Mi viene da dire che per fine anno noi avremo la graduatoria definitiva di Treviso, però non è che oggi Treviso sia fermo, perché c'è una graduatoria che è valida fino a fine anno, perché le graduatorie valgono un anno e possono essere rinnovate una sola volta. Ascolta, quindi per Presidente, i 2 anni. ho le chiavi dell'appartamento, l'appartamento è libero, lo posso assegnare, che quando lo assegnerò? Non ho capito. Fra 3 mesi? Cioè è pronto l'appartamento? Certo. Posso darti le chiavi? Devo aspettare? Se il comune mi dà il nominativo che è presente sulla lista, io lo do immediatamente. Qua arriva Dopo il comune. c'è il problema delle utenze, ma quello ce l'ha chiunque, che sia un alloggio ERP o non ERP, devono fare i contratti, devono fare quel minimo di burocrazia, però se il comune ha la graduatoria, perché io non posso dare se non c'è una graduatoria, se il comune ha la graduatoria e io l'alloggio pronto, io lo do direttamente. Perciò il comune di Treviso che ha la graduatoria può dire al Presidente D'Alzilio: questa è la persona che ha bisogno di... E viene assegnato l'appartamento. Attenzione, oggi a Treviso abbiamo ancora degli alloggi disponibili, perché ne abbiamo disponibili, però mancano ad esempio i 3 camere, perché i nuclei familiari sono numerosi e noi abbiamo degli alloggi più piccolini, quindi si va in scorrimento. Quando si dà un alloggio, le dico che ci sono delle cose che sono irripetibili, gente che ci rifiuta l'alloggio perché è un single, però vuole la seconda camera perché ha la passione della pittura. C'è chi ci rifiuta l'alloggio perché non ha un'esposizione a lui gradita. Devo correre, che affitti ci sono? La legge prevede da un minimo di 40 euro al mese in su a seconda delle disponibilità economiche della famiglia. 40 euro, canone medio dell'ATER di Treviso è 80 euro al mese. Un appartamento nuovo consegnato, il canone è in base appunto alla... Allora ci sono dei range previsti dalla legge 39, presenze minori, disabili, anziani, eccetera, eccetera, però il canone minimo è 40 euro. Mi scusi, ma quando mi viene detto che non si paga l'affitto perché non ce la faccio a 40 euro, forse la motivazione è diversa, ed è per questo che abbiamo voluto investire sull'educazione. Perfetto, più chiaro di così. Abbiamo Giusy, vai Giusy, velocissima. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Il dottor Muraro ha detto che ci sono tante telecamere che dovremo metterne su ancora. Ma, dottor Muraro, a cosa servono le telecamere? Solo per individuare il personaggio, poi li portano in caserma, danno i loro dati e poi sono fuori anche con 4-5 foglie di via. È inutile spendere tutti questi soldi nelle telecamere, perché quando li prendi devi fare qualcosa per questi qua che non vanno avanti ancora a far danni. Dobbiamo prenderli, fargli qualcosa su un istituto, insegnarli o mandarli ai loro paesi. Non so neanche io ormai cosa fare, perché lo dico sempre questa cosa qua. Tante telecamere, spendere tanti soldi e noi siamo chiusi in casa perché c'è questo che l'ha lasciato fuori e c'è l'altro e st'altro, e andiamo avanti così, non si può più uscire, dottor Muraro, né di giorno né di notte. Vedi a Venezia
I ladri, ma cosa fanno? Non puoi neanche più andare in giro, ma questi turisti dovrebbero mettere un cartello a Venezia, intanto con un topo grande, chi fa il bagno dentro, e poi mettere un bel cartello con uno con un borseggiatore che ti ruba dentro la borsetta. Bisogna mettere quei cartelli adesso. Grazie, devo correre perché siamo in finale. Muraro, prego, velocissimo. Ma le telecamere servono tantissimo. All'omicidio di Preganziol della signora è stato individuato il responsabile attraverso le telecamere. È pur vero che però, come ho detto, carabinieri eccellenti, fanno i lavori in maniera eccellente come la polizia locale. Il problema è poi la magistratura che applica le leggi però. Allora, Premier Meloni, fai qualche legge che sia più chiara, più lineare, che possa permettere al pubblico ministero di prendere questi soggetti e mandarli via. Attualmente per essere rinchiusi devi avere minimo 4 anni di pene già assegnate e aver fatto tutti i gradi di giustizia, sino prima ti lasciano libero. Presidente D'Argiglio, come ci saluta? Ci salutiamo a testa bassa e continuiamo a lavorare per il bene del nostro territorio. Presidente Caldat, un saluto. Anche noi continuiamo a lavorare per il bene dei nostri ragazzi e ragazze della nostra società. E mi è piaciuto molto che ha usato la parola prevenzione, che se tutti quanti facciamo un po' di prevenzione vedrete che ce la faremo. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. Ciao Antonella. Mettiamo in atto nel territorio di Casier degli ospiti che danno un aiuto alla possibilità di poter essere istruiti ma anche andare a fare dei lavori socialmente utili nell'ambiente. Rinnovato a Casier l'accordo tra amministrazione, Proloco e richiedenti asilo del centro di accoglienza gestito da Nova Facility per la realizzazione del progetto verde. Siamo riusciti dall'anno scorso a trovare questa complicità tra l'amministrazione comunale, il Proloco e la Nuova Facility con l'avallo del prefetto. I ragazzi saranno seguiti dall'amministrazione che ogni settimana affiderà loro un luogo al quale dedicarsi, favorendo così anche la conoscenza del paese e delle persone che vi abitano. Una collaborazione con importanti finalità sociali che da un lato mira a coinvolgere i richiedenti asilo o ospiti dell'ex caserma Serena in attività di volontariato, dall'altro è volta a sensibilizzare loro e i cittadini alla cura dell'ambiente e dello spazio pubblico. Far capire anche ai miei concittadini che tante volte si lamentano perché magari sono questi un po' ospiti disturbatori, ma io ne sono straconvinto che è anche parte in contraria, che ci sono tanti dei miei concittadini che sono anche abbastanza maleducati nell'andare a gettare delle immondizie un po' dappertutto e dunque dobbiamo naturalmente attivarci tutti e far capire dove chi è più disponibile anche a metterci la faccia e le mani per andare a raccogliere queste immondizie gettate da tutti. Allora, prima di dare la parola a Renzo Carraretto, sindaco di Casier, ecco, saluto anche Laura Sator, presidente nazionale Cora, dopo sentiremo anche costruire reti antiviolenza, sempre prevenzione, che è molto importante questa parola. Grazie veramente Presidente. Sentiamo Lorenza da Mestre, vai Lorenza. Buongiorno Mirella, lei e i suoi ospiti. Volevo fare un appunto sul discorso dell'integrazione dei giovani, eccetera, che appunto avete parlato. Però mi pare che, adesso io non so perché ho origini trevigiane, ma purtroppo abito a Mestre, e devo dire che c'è una differenza tra le associazioni che sono state create nell'ambito del Treviso e provincia di Treviso, tra Venezia e Terraferma. È un labirinto. Lei mi aveva indicato giorni fa, la settimana scorsa, di andare a parlare in comune a Venezia per determinati problemi. Io sono venuta fuori con senso di vuoto, con senso di debolezza, perché non ho avuto. Io sono molto chiara nelle cose perché mi prefisso delle problematiche. Io parlo anche per qualche altra veneziana, diciamo una signora anziana, perché purtroppo sappiamo che l'Italia a livello europeo si sta invecchiando rispetto agli altri paesi. Però quando vai in questi uffici e ti dicono ma signora Reggio Gambe,
e può camminare, può fare questo, può fare quello, può fare quello. Cioè, ma non c'è questo. Cioè, voglio dire, c'è anche un discorso psicologico di persone che sono sole, che hanno i figli all'estero. Io ce l'ho lontano anch'io. Nel mio piccolo mi do da fare, però anch'io ho le mie patologie, non di destra ovviamente perché ci ragiono benissimo, però dico, quando vai in questi uffici non hai una risposta adeguata, dite che non potete farlo, dite che non c'è un'organizzazione che è molto più semplice. Grazie Mirella. Grazie a te Lorenza. E il problema è proprio questo, come riesco a farmi capire quando entro in questi uffici. C'è la meritocrazia in questi uffici, specialmente sul sociale, Cararetto, veramente io non devo essere fortunata ad aver Cararetto, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, sapere che dietro quella scrivania c'è qualcuno di competente che mi ascolta ed è informato. Purtroppo devo dire la verità che quasi sempre non è così e questo non va assolutamente bene. La telefonata è una testimonianza. Prego Cararetto. Sì, buongiorno a tutti e grazie innanzitutto. Io credo che l'informazione deve essere anche sempre appoggiata da dei corsi che oggi anche il personale dipendente pubblico ne ha tantissimi di svariate tipologie e le amministrazioni devono cercare di insistere di trovare sempre la possibilità di far partecipare i dipendenti a dei corsi che aiuta tantissimo poi a trovare, individuare, discutere e condividere insieme col cittadino la possibilità migliore, perché è anche vero, con sempre difficoltà, che le amministrazioni pubbliche hanno delle possibilità per poter aiutare il cittadino. Tante volte l'approccio è che magari il cittadino chiede un determinato servizio che non è semplice, ma bisogna avere questa possibilità di capire bene come si potrebbe arrivare, che percorso bisogna fare. È anche vero, come si diceva la telespettatrice, che mi hanno detto che devo camminare. Ecco, l'approccio è sbagliato, ma bisogna capire che tipo di problema, casomai non rispondergli, ma andare a individuare come si potrebbe dargli una mano attraverso tutte anche le associazioni che ci sono nei vari territori. Ma ci sono. Importante è cercare di capire bene e non dar per scontato niente, né da parte dell'amministrazione, dell'ambiente pubblico, associazione e soprattutto del cittadino, perché deve avere un po' di capacità di ascoltare e capire come potrebbe essere indirizzato, non partire dal presupposto di volere solo e esclusivamente quel tipo di servizio. Allora, Laura Sartori, Presidente nazionale Cora, intanto capiamo cos'è questa associazione e soprattutto cos'è la prevenzione per avere sicurezza. Prego Presidente. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie mille di questo prezioso invito. Come diceva, io sono Presidente di Cora, Costruire Reti Antiviolenza, un'associazione di secondo livello che ha al suo interno organizzazioni, enti, cooperative, associazioni, enti religiosi che si occupano di contrasto alla violenza di genere e che si occupano di case rifugio e di centri antiviolenza. I centri antiviolenza, come sapete, sono quei centri che favoriscono la riflessione delle donne sulla violenza che stanno vivendo, le sostengono nei percorsi di uscita dalla violenza, e le case rifugio invece sono delle strutture che permettono a quelle donne che si trovano in una situazione di pericolo a causa della violenza di genere di poter stare per un periodo di tempo in una situazione alloggiativa sicura e protetta. Cora rappresenta questi enti, non solo veneti ma anche sul livello nazionale, e nasce perché vuole che la propria voce venga rappresentata sia a livello regionale che a livello nazionale, perché il rischio è che alcuni di questi centri, di queste case rifugio, a causa della normativa che è uscita nel 2022, si trovano costrette a chiudere. Questa normativa
ci dice che come dire, le organizzazioni che gestiscono queste case rifugio e questi centri antiviolenza, come per esempio il centro antiviolenza che io coordino, che è il centro antiviolenza delle donne libere di Quinto di Treviso e che è un centro antiviolenza della cooperativa La S, e come il centro antiviolenza che io coordino, altri centri e case rifugio in Veneto rischiano questa chiusura, perché come la cooperativa La S, altre organizzazioni qui in Veneto si occupano di diverse attività del sociale, non solo di contrasto alla violenza di genere, di cui noi ad esempio ci occupiamo da almeno 10 anni, quindi abbiamo una competenza, una professionalità, ma ci occupiamo anche di politiche giovanili, prima si parlava di giovani, di tutela minori, di immigrazione, ci occupiamo di formazione e di altri aspetti del sociale. Il rischio che a causa appunto di questa normativa emanata dall'intesa Stato-Regioni, che ha il nobile obiettivo di migliorare la qualità dei centri, però una parte di questa normativa prevede che le organizzazioni come la cooperativa La S, che ha anche altre attività, non possono più operare perché non si occupano di contrasto alla violenza di genere in modo prevalente o esclusivo. Quindi in qualche modo abbiamo deciso di far nascere Cora. Prima è nata una rete informale in Veneto tra i soggetti, le organizzazioni e le cooperative che si occupano di contrasto alla violenza di genere, e poi abbiamo deciso di costituirci associazione, avendo poi coinvolto anche delle organizzazioni fuori dalla regione Veneto, quindi in qualche modo oggi Cora è un'associazione a livello nazionale. Presidente, la fermo un secondo perché purtroppo il tempo è tiranno e le domande sono tante. Ma non le sembra, Presidente, che siamo in tanti nel mondo del volontariato, chi più o meno aiuta, ecco, cerca di dare il massimo, ma siamo divisi, non ci conosciamo. Io cerco con questa trasmissione di invitare queste associazioni, sentire veramente cos'è questo respiro che sento. E devo dire la verità che quello che ho sentito è: non siamo rappresentati, non ci invitano, non ci conoscono, non abbiamo giovani, paghiamo per fare i volontari. C'è una cosa assolutamente assurda, ma quello che è il più assurdo è che la politica ci sta navigando su questo. Sono tanti ma sono divisi, e noi abbiamo creato il villaggio delle associazioni. Dove sarà questo villaggio punto di riferimento? Sono più di 160 associazioni che ci sono iscritte, anche quelle molto importanti, per conoscere, per capire chi fa cosa e come possiamo aiutare, perché andando divisi non andremo da nessuna parte. Tanto è vero che l'ha detto anche lei, questa associazione, la S, non aveva i requisiti per andare avanti nel territorio come voleva la legge. Ma Sindaco, ma cosa sta succedendo? Cioè abbiamo bisogno sempre di più burocrazia per arrivare dove? Per far capire chi siamo, ma se sanno già tutto, chi siamo, come operiamo, ecco, facciamo rendicontazioni, facciamo tutto, decidiamo anche noi assieme al mondo del volontariato di quello che ha bisogno il territorio, eppure mi sembra che siamo lontani. Dobbiamo ricreare sempre nuove cose, dobbiamo cambiare nomi, ma siamo sempre fermi. Le famose ATS adesso chissà cosa diventeranno, da chi saranno gestiti. Tutte le mani nei capelli e il futuro si va a parare là. Prego, Cararetto. Allora, è abbastanza ampio come argomento, non è che sia proprio semplice, perché negli anni, diciamo, noi caratterialmente abbiamo sempre cercato di mantenerci il nostro piccolo appezzamento, il nostro piccolo fazzoletto, e lì, secondo me, è la base per dire che sapevamo tutti che l'aggregazione, il fare squadra è sempre stato vincente, ok? Invece, insomma, non è proprio andata così. Poi nel corso degli anni l'aggiornamento, come si diceva prima, mettersi in regola, avere un po' tutta quella descrizione per essere pronti. Quando è arrivato il Covid, cosa si diceva? Oggi naturalmente, se noi non proviamo a metterci nella carreggiata, quando si ritornerà ad essere competitivi probabilmente una parte rimarrà fuori, perché avevamo il tempo per fermarci e capire dove dovevamo andare. Ma tanti non l'hanno fatto, non c'è colpa di nessuno, io vengo dal mondo del volontariato e dunque ne capisco benissimo quanta difficoltà ha
e avere del volontariato che ci dia una mano, perché è fondamentale. Senza volontariato una parte dell'Italia sarebbe ferma. Bravo. Però bisogna che anche il volontariato stesso capisca che non si può sempre dire, io faccio una battuta, abbiamo sempre fatto così. Bisogna che ci adeguiamo, e questo probabilmente potrebbe consentire ad avere anche una parte burocratica che comincia a capire che si deve anche fermare, se no, se noi non capiamo e interveniamo, la parte burocratica ci costringerà a farlo. Sindaco Cararetto, perché molta realtà nostra, specialmente diversamente giovani, hanno paura del diverso? Quello col colore della pelle più scura, è quello che delinque, è quello che viene a rubare nelle nostre case, è quello che abbiamo paura di trovare dietro l'angolo. Eppure non eravamo così, eravamo un territorio molto accogliente. Cosa è successo secondo lei? È successo che c'è stato questo accanimento troppo veloce. Noi ci siamo trovati di fronte a una realtà imprenditoriale che aveva necessità assoluta, perché riprendo sul fatto che la manodopera, probabilmente un terzo della parte artigianale e industriale, sarebbe ferma se non avevamo l'ingresso di questi operatori. Ma la parte territoriale è rimasta ferma senza avere la motivazione di integrazione. E non è sempre vero che siamo razzisti, non esiste la parola razzismo. Probabilmente il fatto di non integrarsi fa sì che è difficile la possibilità di condividere e convivere. Poi è anche vero che negli anni, insomma, il buonismo non abbia portato ad avere una regolarità nel comportamento, e credo anche sulla facilità dei diritti, mancando anche l'insegnamento dei doveri. Deve esserci complicità. Io posso darti tutto, non ho problemi, ma devi capire che sei un popolo dove che devi attenerti a delle regole. E questo si è perso un po'. Forse un po' malumore delle varie etnie in Italia e dei cittadini italiani è proprio dovuto a questo. Perché se tu senti i ragionamenti che vengono fatti, ma questi ha tutto, ma questi pretende tutto. Vuol dire che noi siamo andati diversamente nel dire che dovevano avere, senza fargli dire qual è un po' diritti e doveri. I doveri. Perché i doveri non vuol dire metterli con la zappa, vuol dire condividere insieme il mantenimento. Vedi il caso di quello che ho fatto io con la Proloco che abbiamo istituito ex nova, e far partecipare degli ospiti della caserma Serena, insieme alla condivisione della prefettura e della cooperativa Nuova Facility, per quanto riguarda la gestione del territorio, cominciare a fargli capire che quando si è e si vive assieme non è sempre detto che deve impegnarsi gli altri. Bisogna che ognuno di noi cerchiamo di impegnarci perché il territorio è di tutti. Allora, io ho visto questo servizio che abbiamo fatto anche noi come televisione, come emittente, su questa rissa che è avvenuta fuori dalla caserma Serena. Abbiamo sentito anche gli abitanti che vivono in questo triangolo, dove dicono è molto pericoloso, ci sono i spacciatori. Lei però, prima che iniziassimo la trasmissione, ha detto alla fine sono 2 o 3 persone che sono azzuffate, basta prenderle e portarle via. Invece si fa tutta un'erba, un fascio, sono tutti delinquenti, stupratori, e dobbiamo chiudere la caserma. Lei cosa dice, Sindaco? Allora, diciamo che chiuderla sarebbe stato inizialmente di non aprirla, per essere corretti. Perché all'epoca probabilmente le caserme, secondo me, bisognerebbe aver avuto una visione di adattarle e adottarle per fare dei servizi diversi. Formazione. Vedi la mancanza di unità abitative, vedi che lo Stato poteva intervenire in qualche modo, vedi nel passato che si poteva indirizzare a tutte le forze dell'ordine, che ogni caserma potesse avere naturalmente la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, e poteva essere una gestione veramente importante per questi edifici di servizio pubblico. Così non è stata, e naturalmente adesso ci troviamo di fronte
a una caserma, in questo caso Treviso condivisa con il territorio Casier, che bisogna gestirla. Credo che in questi ultimi anni abbiamo fatto tanto con la condivisione delle amministrazioni Treviso, Casier, il prefetto, la prefettura, Stato, eccetera, di mantenere un certo numero e di avere una correttezza, tra virgolette, nel coordinamento. Ogni tanto la testa calda arriva, ma la testa calda è dappertutto, succede anche in piazza. Quante volte sentiamo dire che nelle piazze dei nostri paesi succede queste un po', insomma, non condivisioni di tranquillità, ma non dovute solo esclusivamente ai stranieri. Ne capita anche tra italiani che condividono insieme. Dunque cosa succede? Bisogna intervenire e più di star lì a discuterne per mesi, prendere questi soggetti e dire: tu qui ti comporti male, non devi comportarti così. Si prende quel soggetto e si porta dove si può portare, che non abbia, insomma, da creare problemi, dove c'è una certa tranquillità. Poi chiudiamo la caserma, è logico che sarebbe bene chiuderla e gestirla diversamente, ma chiuderla cosa vuol dire? Prendere loro e portarli dove? Sul paese confine? O fare una metropoli? Cosa dobbiamo fare? Bisogna soprattutto gestire con, insomma, coordinamento da parte di tutti gli enti, partendo dallo Stato. Allora, Presidente Sartori, dobbiamo prenderli e portarli in sicurezza. Io sono dell'idea che dovremmo fare anche questo con le donne vittime di violenza. Non dobbiamo prendere loro, portarle via, oppure queste donne scappano dalla loro casa e non ritornano più e voi le accogliete. Secondo me deve essere il marito, il compagno che dovrebbe essere prelevato e portato via e messo in sicurezza, non loro, che vuol dire perdere veramente quello che è la tua quotidianità, i tuoi figli, i traumi che subiscono queste persone, voi non avete neppure idea. Eppure si continua a guardare da un'altra parte invece di capire che il problema non è la donna, è l'uomo ed è lui che deve essere allontanato dalla casa. Prego, Presidente. Beh, sono molto d'accordo con lei sia sulla necessità di fare rete tra enti, che è l'obiettivo di Cora, la cosa che diceva prima, sia con questo intervento che ha fatto adesso. Io credo che la rete di soggetti che si occupano di contrasto alla violenza di genere, che non sono solo i centri antiviolenza, ma sono anche i centri per autori di violenza, che sono le forze dell'ordine, gli assistenti sociali, i servizi dell'ULS, si siano in questi anni come dire, evoluti e e anche la normativa è cambiata e in qualche modo certo la donna è ancora costretta per un periodo di tempo a doversi allontanare in alcune situazioni per poter essere messa in sicurezza, però è anche vero che grazie ad alcune misure oggi le donne possono rientrare con i loro figli in casa in sicurezza più spesso rispetto a un tempo. È chiaro che non siamo nel mondo ideale e tanto che ci sono moltissime donne che afferiscono ai centri antiviolenza e il fenomeno, come sapete benissimo anche rispetto ai femminicidi, è ancora molto allarmante, ecco, però come dire, sicuramente la rete territoriale ha fatto dei passi in avanti. Noi speriamo di poter continuare a lavorare per migliorare i servizi che offriamo alla donna che vive una situazione di violenza e con servizi qualificati, con personale professionale e con progettualità che sono inserite nei territori, conoscendoli e con progettualità anche grazie alle nostre organizzazioni che capillarmente arrivano a intercettare anche quelle situazioni di violenza che magari fanno fatica a arrivare al centro antiviolenza perché magari non conoscono o perché magari sono difficili da far emergere, e quindi grazie anche al nostro lavoro come organizzazioni che è capillare e che le nostre organizzazioni si occupano anche di altre attività oltre al contrasto alla violenza di genere, sia possibile poter fornire una risposta alle donne che si rivolgono ai nostri centri più qualificata e delle risposte più specifiche a delle
a delle problematicità sempre più complesse che poi arrivano ai nostri centri. Quindi da un lato sicuramente è importante continuare ad aiutare le donne, perché non siamo neanche arrivati in qualche modo ad avere una società in cui non c'è la violenza di genere, e dall'altro lato, come Cora vuole, è continuare a fare rete tra soggetti che si occupano di contrasto alla violenza di genere, per poter migliorare la qualità dei nostri servizi, la professionalità delle nostre operatrici e, come diceva giustamente anche lei prima, l'importanza di occuparci anche della prevenzione e del lavoro col territorio, perché insomma in qualche modo con eventi e con sensibilizzazioni sempre più vicine alla cittadinanza noi possiamo pian piano far sì che questo fenomeno della violenza di genere possa diminuire, ecco. Allora, Sindaco Cararetto, qual è la cosa che la disturba di più in questo momento? Perché mi sembra che la politica si stia occupando più chi occuperà quella poltrona, chi avrà l'assessorato, ecco, cosa sarà della mia storia politica, perché tutti sono incollati a queste poltrone, che tutti sono stanchi ma nessuno le vuole lasciare. Cos'è che la preoccupa di più in questo momento? Perché le guerre che veramente sentiamo fanno paura, questo riarmo abbiamo visto, ecco, delle cose incredibilmente pericolose, sempre più sofisticate, basta schiacciare un bottone e tu salti per aria e poi diciamo, ecco, no a decidere del fine vita, tu non sei in grado di farlo, però qualcun altro decide. Cos'è che la preoccupa di più in questo momento? Beh, come sindaco naturalmente mi preoccupa il fatto di una instabilità di pensiero, e ci sono troppi pensieri, e questo potrebbe scatenare effettivamente, insomma, una posizione più importante rispetto a un'altra in base alle caratteristiche del paese, in base all'armamento del paese, in base anche alla dittatura del paese. E dunque questo credo sia uno dei primi pensieri, perché quando si scatenano guerre che poi alla fine non si riesce neanche a capire sotto basi, motivazioni e chi dovrebbe spegnere, ma magari forniscono, e da lì io credo che come primi cittadini abbiamo paura. Abbiamo paura del fatto che insomma ogni giorno ci si lavora per cercare di istruire, mantenere, creare servizi, ma poi alla fine ci vediamo che insomma in 2 e 2 4 potrebbe essere distrutto tutto, e dunque questo ci speriamo tutti che insomma ci sia effettivamente il buon senso e le condizioni che attorno ai tavoli debbano in qualche modo trovare una ragione, ma devono sicuramente ognuno mettersi un po' con la coscienza nel dire di non essere sempre il primo, ma qualche volta anche condividere e trovare la giusta soluzione. Certo che sono discorsi fatti così, discorsi che probabilmente io posso anche capire che non sono all'altezza di sapere cosa potrebbe esserci sotto, perché gli interessi sono tanti, ma l'interesse credo che ognuno di noi dovrebbe averlo, quello della base del territorio dei concittadini e dei cittadini e dei propri familiari, perché poi si intende questo, e dunque tutto il resto viene a meno. Preoccupa la guerra, preoccupa questa situazione continua di malessere, che basta pensare di avere la bomba più grande rispetto all'altro. Ecco, il gioco dei soldatini, vedere chi vince, chi è più forte, chi ha più numeri e più armi. Credo che su questo tutti dobbiamo cercare un po' di abbassare i toni e di non innescare anche nei piccoli centri o nei piccole così insomma etnie, scatenare questi pensieri che potrebbero insomma accendere micce. Dobbiamo abbassare i toni. Allora sentiamo anche Laura Sartori, ecco, come ci saluta, soprattutto questa parola prevenzione, mandare messaggi positivi ai bambini, ai ragazzi, ai diversamente giovani, sono le nostre fragilità, i diversamente agili come li chiamo io, sono messaggi devastanti, queste donne tante panchine, ma abbiamo ancora l'uomo
che vive nella sua casa tranquillo e beato e lei che viene portata da un'altra parte. Ecco, perché qualcosa si è fatto, ma a mio avviso non mi basta, bisognerebbe fare molto di più per questa donna e per queste creature con dei traumi che vi posso assicurare sono terribili per loro. Prego Presidente, come ci saluta, con quale esempio e con quale saluto? Allora io vi saluterei ricordandovi che esiste il numero 1522, che è il numero gratuito dove si possono ottenere informazioni rispetto alla propria situazione di violenza, quindi invito tutte le donne che vivono una situazione di violenza di poter chiamare il 1522 per avere delle informazioni rispetto a qual è il centro antiviolenza più vicino a casa loro e sapendo che i centri antiviolenza non obbligano alla denuncia, alla separazione, ma sono proprio uno spazio di confronto e di consulenza dove le donne possono ragionare e riflettere sulla situazione che stanno vivendo e poi essere aiutate e sostenute ad uscire dalla situazione complicata che stanno vivendo. E le donne che accedono ai centri antiviolenza sono donne italiane, sono donne straniere, sono donne anziane, sono donne giovani, con titolo di studio alto e basso. Il fenomeno è trasversale, quindi il 1522 è sicuramente una risorsa per tutte per poter iniziare a riflettere su come si può cambiare la propria situazione per poterla migliorare e uscire da quella situazione di violenza. Signor Presidente, a quegli uomini che ancora non hanno capito l'importanza del rispetto della donna, cosa vuole dire? Sì, rispetto agli uomini sono nati negli ultimi anni dei centri per autori di violenza, tra l'altro uno è un centro importante, quello di una casa per l'uomo che tra l'altro è aderente a Cora. Sono centri che aiutano gli uomini a poter mettere in discussione i propri atteggiamenti violenti e poter quindi in qualche modo essere più consapevoli e revisionarli. È chiaro che anche i centri per autori di violenza accolgono anche quelle persone che vengono indicate dai tribunali durante i percorsi penali che quindi oltre a scontare la pena possono anche affrontare i propri comportamenti e poterli cambiare con maggiore consapevolezza e in un percorso sia individuale che di gruppo proprio rivolto agli uomini. Poi è chiaro che gli uomini autori di violenza sono un problema della nostra società e quindi siamo un po' tutti che dobbiamo, come dire, essere più attenti alla tematica e anche, perché no, segnalare quando c'è una situazione di un autore, di una persona violenta e anche fargli presente che questi tipi di atteggiamenti non vanno bene. Grazie veramente a Laura Sartor, Presidente nazionale dell'Associazione Cora. Sentiamo come ci saluta il Sindaco di Casiar Cararetto. Beh, io vi saluto augurandoci di ritrovarci, facendo sempre dei bei progetti in maniera di soddisfare insomma tutta l'operatività che abbiamo noi in primis. E sul fatto di quello che si diceva prima, credo che bisogna che i piani alti cominciano a metterci un tassello molto più vicino rispetto al disagio della donna e poi arrivare a chi l'ha causato questo. C'è troppo distacco tra chi manifesta e chi può essere incolpato. Bisogna avvicinarlo molto prima. Senta Sindaco, questo terzo mandato per qualcuno era il quarto, lei da che parte sta? Io sto per lavorare tutti i giorni nel territorio. Però lei è più favorevole al secondo, terzo mandato oppure bisogna un ricambio? Io dico una cosa, abbiamo la fortuna democraticamente che i cittadini possano scegliere. Allora, 2, 3 mandati o 1 mandato è il cittadino, finché c'è la fortuna che il cittadino possa scegliere, secondo me può esserci anche la possibilità di poter individuare più mandati. Motivo in più che la persona deve comunque sempre comportarsi bene se vuole avere un voto da parte del cittadino. Questa è la riflessione del Sindaco Cararetto, Sindaco di Casier, Renzo Cararetto. Ognuno faccia le proprie riflessioni. Io sono dell'idea che un po' di aria fresca ogni tanto fa bene, visto il potere che hanno certe persone. È veramente un potere che non ha limiti, perciò
cambiare non fa neanche male. No, beh. Adesso andiamo a pranzo con la proposta Grazie. di Mirella. Quest'oggi, buongiorno a tutti voi, siamo in compagnia del risottino alla milanese, da antiche tradizioni menegasche. È un piatto molto semplice, simpatico e nutritivo. Avremo bisogno di un po' di cipolla, del formaggio, del burro. Io per abitudine nei risotti alterno il brodo al latte e poi vi spiegherò anche perché strada facendo. Iniziamo a preparare il risottino affettando sottilmente una mezza cipolla che poi faremo rosolare con del burro. In questa ricetta non esiste la presenza dell'olio, viene usato solamente del buon burro fresco. Quindi abbiamo tritato la nostra cipolla molto fine ed iniziamo a cuocere il tutto portando un fiocco di burro nella nostra padella e rosolando la cipolla sul nostro fornello. Quando la cipolla sarà rosolata aggiungeremo il nostro riso e dopodiché, quando il riso si sarà tostato, lo bagneremo con un goccio di vino bianco secco. Allora, stiamo attendendo un attimino che il riso si scaldi ben bene per poterlo tostare. Lo tostiamo con il vino. Dopodiché inizieremo cottura con il nostro brodo vegetale e porteremo il riso a 2/3 di cottura. Vedete come si sta asciugando dopo l'aggiunta del vino, lasciamo evaporare bene il tutto e quando la massa si è quasi solidificata aggiungiamo il nostro brodo. Mentre il riso alle nostre spalle inizia a cuocere, noi prendiamo lo zafferano e lo sciogliamo in un po' di brodo o acqua tiepida. Se usiamo acqua calda oppure brodo caldo, lo zafferano non si scioglierà bene, quindi resterà in grumetti. Noi usiamo zafferano in polvere, però si trova in commercio anche lo zafferano in pistilli che sinceramente ha un po' più di sapore. Andiamo a vedere come sta il nostro risotto e ci aggiungeremo appunto lo zafferano. Il nostro risotto sta bene, prosegue benissimo la sua cottura, quindi possiamo tranquillamente aggiungere lo zafferano e fra altri 2-3 minuti il nostro risottino sarà pronto. Siamo pronti per mantecare questo risotto dal colore stupendo. Allora lo mantechiamo con una bella noce di burro, 2 belle cucchiaiate di formaggio. Se vediamo che il riso tende a essere troppo denso, aggiungiamo un goccetto di latte e lo portiamo alla giusta densità, praticamente all'onda. Lo lasciamo riposare 2 minuti fuori dal fuoco, in modo che abbia il tempo di assorbire ben bene tutto il condimento, dopodiché andremo a comporre il nostro piatto.
Abbiamo lasciato riposare il nostro risottino ed ora questo bel risotto dal colore giallo dorato lo prepariamo togliendoci anche un piccolo sfizio, perché abbiamo a disposizione dell'oro alimentare, come potete vedere, e quindi delicatamente appoggiamo sul nostro risottino una bellissima foro, chiudiamo con un po' di prezzemolo e credetemi che il sapore che sprigiona questo risotto è veramente stupendo.